Amici bellini, allora ci siamo, state lasciando i like, Ya, vabbè, amore! Dai, che ci siamo, dai. Dai che ci siamo, vediamo di cosa si tratta, perché voi, questo è un altro esperimento, oggi siamo tra di noi, oggi siamo tra amici e vi vedo tutti arrivare, lasciare like, vedo Levitan, vedo Walter Russo, vedo Enzo, vedo i miei moderatori, 613, vedo Marat, vedo Brewer, vedo il Nightbot che già sta partendo con tutte le sue cose ed è giusto così, ma noi oggi la pigliamo con calma, con grande calma. Forse devo fare anche un pochino più piccola questa scritta qua, ma facciamo tutto live perché va bene così. E nel frattempo io ho una finestrella dove sto guardando la partita, però mi rendo conto di essere qualche minuto in ritardo, ovviamente, la Rai arrivare qui in America, quindi voi probabilmente mi spoilerete il risultato se, e dico solo se, succedesse qualcosa, ma noi con calma. Allora, per prima cosa, in assoluto, ecco qua, questa è la prima cosa in assoluto. Grande Luigi, mamma mia, sei di una tostezza e di una precisione incredibile e fatemelo, non lo perdo. Non lo posso mai perdere perché questa è una prova, perché così YouTube non può dire di no, perché ogni tanto YouTube ha fatto sparire certe donazioni e allora dobbiamo stare attenti. Donazione live, YouTube, guarda, grazie mille. E vedo un amico nuovo, un Achille Pannella, che diamo il benvenuto tra gli amici bellini. Boom, nuovo abbonato bellino che il Restream non vede, ma io giuro che non caso, io faccio lo screenshot perché chi se ne frega, per dare soddisfazione, perché quando un amico bellino diventa bellino abbonato, boom, quindi faccio lo screenshot, mi sposto un pochino, lo prendo, lo metto e boom, guardate che bello, è tutto verde, grande Achille Pannella, grazie, benvenuto amico mio, benvenuto tra noi. E Levitan Artemis Bro, ovviamente Luigi Mafat, ma tu non ti fai attendere, sei anche tu un grandissimo supporter. A proposito, tu Levitan, se non l'hai già, in qualche modo mi devi contattare perché devo farti arrivare tra gli amici bellini di Telegram. Hai ampiamente superato la soglia del supporto e devi essere tra noi anche nella nostra chat privata. Ovviamente ricordo a tutti di iscrivervi al canale Telegram. Se io scrivo così Telegram, il bot dovrebbe dirvi come, vi dovrebbe dare un link per come, insomma, iscrivervi al canale Telegram, così non vi perdete nessun tipo di notifiche e di cose varie. Ma ci sistemiamo. E a proposito di Telegram, mandiamo subito, senza indugio, il link al canale Telegram, quindi vado così prima. Facciamo tutto live, ragazzi, oggi siamo molto rilassati, dopo faremo anche una chiacchiera con gli amici bellini, vediamo di invitare qualche ospite, perché no? Perché oggi veramente mi sento bello rilassato, sarà la maglietta nuova, non lo so. Allora, questo è il link, copia, poi vai nel canale Telegram, e nel canale Telegram lanciamo il link, così nessuno se lo perde, nessuno può avere la scusa, ma YouTube non mi ha mandato la notifica. Siamo live. Ecco qua. Benissimo. Anche questa è fatta. Cari mod, se mi sto dimenticando qualcosa. Vabbè, ecco che cosa mi stavo dimenticando. Boom, amore. Amore mio, amorissimo mio. Qua stiamo oltre, questa è la bellezza, l'Inobailo, ma tu... Non lo so, arrivato a un certo momento probabilmente vinci un viaggio a New York, credo, perché a questo punto veramente
Bah, grazie mille. Attenzione, Golden Sea. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Brewer, ti ringrazio. Adesso lo prendo il caffè annullato. Ma vabbè. Quindi praticamente io sono in ritardo. Adesso vi dico esattamente in quanto sono in ritardo. Ingiustamente annullato. Adesso lo vedremo perché io sto in questo momento al 18°. Brewer, ti ringrazio. Ce l'ho qua. La tazza è un po' grande, però l'ho fatta e poi l'altra tazza vi iscrivete al canale, ma non devo bere troppo perché altrimenti Gold Insigne. E allora praticamente mi dite Gold Insigne è annullato. Troppa competenza nelle tue live. Cosa ne pensi della partita rinviata Romania-Norvegia? Voglio ricordare che il protocollo UEFA è uguale a quello italiano. Oltretutto dicevano, caro Achille, dicevano il protocollo UEFA è ancora più stringente. Se non vi permettete, non rinviano niente. Vedrete in Europa cosa vi combina. Abbiamo visto anche questo. Grazie per avermelo fatto dire, che è un'altra di quelle cose che insomma così. Allora, quindi sono in questo momento al 19°, quindi immagino che probabilmente Insigne sta per segnare a me un pochino più. Szczesny che rinvia di testa, quindi tra un po' vedrò la cosa e vediamo se va annullato o meno. Eccolo qua. Quindi il tiro sul primo palo, Insigne al volo dalla sua posizione, straordinario come al solito, al volo nell'angolino sul primo palo, questa volta angolino basso, e a quanto pare noi vediamo l'arbitro così, che però non segnala un fuorigioco. Di solito quando fa così segnala un fuorigioco, ma voi mi dite Belotti, quindi mi dite che Belotti ha fatto una sorta di ostruzione su Szczesny. Lo rivediamo, bella battuta della rimessa laterale al volo, Insigne freddissimo, Belotti è praticamente sulla traiettoria e praticamente sì, lo capisco, impedisce, diciamo che Szczesny probabilmente non ci sarebbe arrivato, però si trova proprio tra palla e portiere, palla e pallone, e quindi impedisce che Szczesny possa provare a intervenire. Florenzi capitano, 3 minuti dietro, esatto. Ma dice pure fuori gioco, qualcuno mi dice, quindi vabbè. Vediamo. Comunque hanno ribattuto dalla posizione del fallo, diciamo. Belotti in fuorigioco, disturba il portiere. E allora sì, un po' tutto. Un po' tutto, va bene. Vale, ti ho seguito da tutte le parti. Anche su Facebook, Enzo, non ho trovato. C'ho 2 richieste pendenti, però nessuna si chiama Enzo. E io su Facebook cerco sempre di capire se ho amicizie in comune, non accetto in generale tutti, ma se tu mi fai sapere anche con un messaggio privato su Facebook, tu mi dici guarda sono questo qua, io lo trovo nella casella altra e ti accetto alla grande. Ok, gomitata di Lewandowski. E allora mo ci divertiamo a dover commentare tutte queste cose qua. Interessante. Ragazzi, noi questo è un esperimento anche per capire. Fanatic Vinci. Ok, me lo ricorderò. Vediamo un pochino. Questo è anche un esperimento per capire se eventualmente una live reazione del Napoli, una cosa del genere, anche se ho visto che vedi, questo per esempio, questo mi fa impazzire. Gol di Mertens. Perché noi dobbiamo guardare l'Italia e vabbè, guardiamo l'Italia e vabbè. Però se Ciro Mertens segna, io sono più tifoso del Belgio l'altro. È tosta. Lautaro Calabria, non lo so, è una bella partita. Io li vedo tosti questi qua della Polonia. E l'Italia dopo un buon inizio ha avuto un attimo, si è dovuto un attimo rendere conto che l'avversario è di quelli. Lewandowski ci sta la comitata, dai, ci sta. Hai sbracciato. E la seconda, mamma mia, brutta proprio gomitata a Florenzi, credo, il numero 19. Non so se il numero 19 è proprio Florenzi, ma mi pare di aver visto. No, non ha la fascia, quindi chi è? Bastoni?
Bastoni, credo. Sì, è Bastoni. È brutta come è data, l'ha preso in pieno. Ci sarebbe da discutere qua, VAR, non VAR, non so se la situazione è questa qua. Bah, potremmo parlare. Ma noi che siamo tifosi del Napoli, fondamentalmente, se ci sono dei tifosi nuovi, tifosi dell'Italia, tifosi di altre squadre, va benissimo, noi accogliamo tutti, parliamo un pochino di calcio in generale, ma secondo me dobbiamo fare il rito subito, perché se facciamo il rito almeno evitiamo che si infortunino altri giocatori del Napoli, quindi ragazzi deve essere un rito, lo facciamo all'inizio, lo facciamo a metà live, lo faremo a fine live, preparate i cellulari, preparate se siete sul computer, non fate i pagliaccetti, e scrivete punto esclamativo Forza Napoli e aspettate il mio via per premere invio, tutto attaccato, punto esclamativo Forza Napoli minuscolo, aspettate il mio via, preparatelo che facciamo impazzire il bot e salta tutto, perché io ho pure la partita stavolta, quindi è tutto complicatissimo. State pronti, state pronti, state pronti. Non c'è il VAR in National League, mi dicono, quindi siete pronti col punto esclamativo Forza Napoli? 1, e dico 1, 2, e dico 2, casta Mar, casta Upanare, eccetera, eccetera. Via! Forza Napoli in chat e rigore per l'Italia. Benissimo, quindi l'abbiamo chiamato con la cosa, scrivete Forza Napoli e vediamo questo rigore se poi Insigne lo trasforma o meno. Siamo in ritardo, ovviamente voi me lo spoilerete, probabilmente anche Jorginho può essere, ma vediamo il Forza Napoli dove il bot, vedi, Angela, tutto attaccato, lo devi scrivere, punto esclamativo attaccato al Forza Napoli. Benissimo, bravi. Il VAR solo a partire dalle semifinali. Ma Gabriel, grazie per avermelo detto, ma perché sti fatti? In Europa League solo dopo la fase a gironi, in questa fase di cose solamente dopo le semifinali. Ma o funziona o non funziona? Ma perché questa cosa ogni tanto il VAR? Ma fatelo, mettetelo sempre, che così evitiamo di fare stupidaggini. Il tiro di Insigne al lato, questo prima del rigore, con parata di Cesni, e io vedrò in ritardo che tipo di rigore è stato. Andiamo a vedere, benissimo. Jorginho, mi dicono, quindi dobbiamo aggiornare il risultato e lo faccio in tempo reale. Lo faccio assolutamente in tempo reale, questo è il risultato, è 1-0 in questo momento e ci fa piacere perché io l'ho detto, noi ci controlliamo le cose nostre, vediamo Zielinski, vediamo Insigne, teniamo un occhio, però Jorginho resta uno dei nostri, devo dire la verità, mi manca un giocatore semplice ma che faceva le cose sue anche bene, e quindi spostiamo un pochino qua il risultato e vediamo se l'Italia regge sotto questo punto di vista. Lo vedrò tra un po', perché adesso è stato assegnato il rigore, ci sono i vari replay, le varie moviole, il cross mi pare fosse di Bernardeschi e l'atterramento mi sembra netto, completamente spiazzato. Benissimo, e vabbè, l'ha tirata alla Jorginho, no? L'avrà tirata alla Jorginho. Insigne doveva tirarlo lui. Qualcuno dice Insigne, per me ha preso lezioni da Jorginho, perché ricordiamo che Insigne lo tirava quasi sempre forte sul primo palo a incrociare col destro, dopodiché ha imparato il passetto di Jorginho, ragazzi, il passetto di Jorginho Insigne l'ha imparato ed è diventato poi levatevi che Insigne lo deve salutare, levatevi voi che non lo conoscete, non lo volete bene a Jorginho come lo vuole bene Insigne, levatevi. Vedo io in ritardo le famose esultanze. Il buon Evani, l'atterramento è netto, e il passettino di Jorginho che aspetta che Szczesny praticamente faccia un altro passo quasi a volerlo anticipare e poi Jorginho la mette, lo spiazza. Dobbiamo guardare anche Bernardeschi, ma per curiosità, Marco, tu mi dici dobbiamo guardare Bernardeschi, vorrei capire se Bernardeschi in un 4-3-3 attaccante esterno alla Politano, per capirci,
quindi con il sinistro che rientra, ha fatto un buon inizio, mi è sembrato pimpante, un tiro anche pericoloso che Szczęsny ha respinto a terra. Ragazzi, Bernardeschi è uno di quei misteri della fede, perché se voi vedete i famosi come si dice, gli highlights, no? Goal e skills di Bernardeschi con la Fiorentina, un giocatore devastante, era velocissimo tra l'altro, in dribbling era imprendibile, poi forse è diventato un po' troppo grosso proprio a livello muscolare e quindi può essere che meno funambolico, più fisico, il che può essere un vantaggio sotto alcuni punti di vista, ma ti può svantaggiare sotto altri. Vedo che si scalda Tonali, non so perché, ma lo capiremo. Fabio non ancora. Fabio mi aveva l'amico bellino Fabio Cafab voleva un aggiusto del Nightbot per un'altra situazione. Sì, ma lo faremo cantare, non ti preoccupare, poi vedremo. Ma la domanda è, a noi l'avrebbero fischiato quel rigore? Caro Brewer, adesso noi ci troviamo in una situazione in cui se il Napoli continua e rompe il cazzo e continua a fare il ricorso e va in tutte le sedi giustamente, attenzione, qua c'è qua c'è la bellezza, perché l'amico bellino Lino Bailo e vedete chi spunta, la bellissima Mary Lavorante. Vai col viaggio a New York, perché giustamente se io dico che Lino Bailo a furia di donare, di supportare, si merita il viaggio a New York, a lei le sta bene, giustamente. Un abbraccio Mary, grazie sempre, anche voi due che indossate con fierezza la maglia del Caffè Napoli 1926. Questa è la nuova maglia, vedo Insigne che cerca di il colpo di tacco, Emerson Palmieri, ma sto in ritardo, quindi che faccio a fare la telecronaca? Dente avvelenato, e stai col dente avvelenato, certo che ti rispondo. Il gol di Mertens me l'hai segnalato tu e ti ho risposto. Qua le cose sono tante, le persone, vedi? Boom, ti vedo, ti rispondo. A volte i messaggi scorrono troppo veloci ed è complicato. Dovete capirmi, dovete essere un pochino pazienti, ecco, pazienti. Col calcio d'angolo, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, voi dovete essere pazienti con me. Vi dicevo della nuova maglietta perché lo store fluido.net è lo store internazionale, va bene sia per l'Italia che per l'America, e probabilmente per l'America ancora meglio perché io non ci pago tasse e la spedizione è più veloce. Se siete in Italia, il consiglio è di seguire il nuovo store che ho lasciato nelle descrizioni e magari ve lo scrivo anche qua, così resta, e quindi vediamo un pochino. www.valeriofluido.oplix.com è il nuovo store italiano. Sto facendo degli esperimenti, ho messo la nuova maglietta, ho messo la mascherina che nello store internazionale non potevo portare, e insomma vediamo un pochino. In questo caso decidete voi la spedizione, se la volete velocissima si paga di più, se potete aspettare si paga di meno, e quindi un tentativo, vedo, con Szczęsny che controlla, un tentativo di Belotti. Ma la tazza amore ancora niente, Brewer. Sullo store nuovo la tazza, questa qui che vedete, è in realtà tutta bianca e dietro, se la giri, la scritta è amore. Quindi vi consiglio di farvi un giro. E che gol vale quello di Driss? Lo vedrò probabilmente a fine primo tempo, magari cercherò qualche link a volo per vedere un recap. Non so se la Rai lo farà, io non mi fido della Rai sinceramente. Attenzione, il cross di Insigne, che tiro, ma era fuori gioco. C'è stato un bellissimo cross di Insigne al volo, era in fuorigioco proprio Lorenzo, una girata al volo e poi il tiro, penso, di Belotti, non lo so, li vedo piccoli ragazzi perché lo schermo è piccolo piccolo, ma va bene così. E il Pidio di Napoli, di cosa si parla? Stasera avrei voluto vedere Napoli-Milan, Team 22 anche io. E il Pilio, vediamo un pochino il Pidio. Le chiacchiere stanno a zero, amici bellini juventini, che camminare sotto muri in questo canale dovete soccombere di bellezza, amico mio, sì, di bellezza.
Vale, ma Osimhen quanto sarà infortunato? Non si sa bene, amico Domenico, si parla dalle 2 alle 3 settimane, queste sono le notizie che mi sono arrivate. E sinceramente non lo so perché si è esclusa la frattura al polso, però si parla di lussazione alla spalla. Potrebbe fare. Lui era molto dolorante, insomma, Barella, eccetera, eccetera. Secondo me è bene che non giochi, cioè che si riposi, che non giochi altre partite di nazionale, magari non credo magari per il Milan perché manca solamente una settimana, ma forse per quella successiva potremmo recuperarlo. Secondo me questa è la mia previsione, se si parla di 2 o 3 settimane, poi comunque Guaglione è fresco, quindi probabilmente farà di tutto, se non sente dolore potrebbe anche andare in campo o lo potremmo portare in panchina in extremis. Però io nell'ultimo video che ho postato ho fatto le varie ipotesi, se non l'avete visto andatelo a vedere dopo. Ho fatto le varie ipotesi senza Osimhen, come il Napoli si può schierare, sempre considerando il 4-2-3-1 senza cambio di modulo. È possibile anche che con Mertens prima punta Gattuso faccia un discorso con Mertens prima punta, meglio giocare a 3 e avere un centrocampista in più invece che avere Mertens punta centrale e 3 trequartisti. È un discorso che ancora non abbiamo visto e considerato, perché il Napoli è passato al 4-2-3-1 quando entra Osimhen con Mertens alle spalle. Schema da calcio di punizione, non riesce il lob di Belotti, che mi dicono loffissimo. In effetti questo poteva fare di più qua col sinistro. Il calcio di punizione di Insigne era perfetto e rendiamoci conto di quanto Insigne sia importante per questa nazionale, ragazzi. È una delle cose. Che sta facendo Bonucci che si sbatte in da panchina? Ma che è? Roberto, sì, ho appena notato. Sì, l'ho visto il gol in nazionale, Angela, un cross dalla sinistra e lui incrocia col destro al volo, rasoterra, un gol niente male, non incredibile, ma è bene che lui stia là. Quello che mi è piaciuto è la prestazione di Osimhen fin quando è rimasto in campo su tutti i palloni, metteva in apprensione la difesa, poi dopo la Nigeria ha avviato 4 gol, da 4-0 a 4-4, sono partite che non dovrebbero proprio esistere. Lo store risulta chiuso, fammi capire questa cosa qua, grazie Mary che me l'hai detto, devo capire. Questa è una cosa importante, dato che siamo tra amici, io lo vedo al volo. http www.valeriofluido.oplix. Forse ho sbagliato a darvi il. Ah, ho capito, ho sbagliato a darvi il link. Ho sbagliato a darvi il link perché non c'è il www, quindi cancellate quello che vi ho detto e questo è il link effettivo. Andiamo a vedere che cosa mi dicono i moderatori. Andiamo a vedere e vediamo un pochino. Ah, la Rai, devo cambiare questa cosa qua, giustamente. Perché adesso avevo messo questa cosa di Sky, ma stando sulla Rai, noi possiamo dire, potremmo dirlo, sì, potremmo dirlo al bot di Twitch. No, non ho detto quella parola là, al bot di Nightbot. Nightbot si può dire? Si può dire. Quella parola là non l'ho detta e ci inventiamo un nuovo comando. Perché se voi scrivete punto esclamativo Sky esce quella scritta là, ma quelli della Rai non sono da me, non sono esenti assolutamente, a me non mi come si dice, non mi mancano assolutamente. Quindi punto esclamativo Rai e il bot vi risponde, vi dice cosa ne pensa. Mi dice cosa ne penso perché è così. È così. Bene, Mary, grazie mille per avermelo detto perché avevo toppato il link. Quindi grazie mille. Ragazzi, però in tutto questo li state lasciando i like perché io non controllo, perché mi fido di voi. Mi fido di voi. Se lasciate i like,
potete anche non andare sul merchandise e comprarvi le magliette, è un altro tipo di supporto, lo capite, no? Lo capite che YouTube funziona così, non è che gli youtuber sono pazzi che praticamente ogni tanto dicono lasciate like, non è un fatto di egocentrismo, è che aiuta l'algoritmo, quindi molti di voi dicono ma tu hai pochissimi iscritti, ti meriteresti più iscritti, e io vi ringrazio, ma purtroppo se non arrivo nelle case dei tifosi, perché YouTube non mi segnala, non mi mette nella home, non mi mette come suggerimento, è difficile arrivare a molti più iscritti. Quindi con i vostri like schiacciate sul like, perché lo so che state belli rilassati, la solita storia. Schiacciate sul like, arriviamo a più gente, io sono più contento, faccio più video, è il circolo della vita, è così che funziona. Vedi il Nightbot come fa? Benissimo, Vale, ritornando al discorso di Osimhen, fammi leggere. Gattuso potrebbe pensare a un 4-3-3 con Mertens punta centrale. Sì, stavo dicendo, esatto, Giants. Centrocampo Fabian e Baca con Demme mediano. Allora, mi piace tantissimo come ipotesi. Lozano destra, Mertens punta, quindi confermando Insigne ovviamente a sinistra. Sì, ci sta tutta come ipotesi e dobbiamo capire se però io credo, noi questa ipotesi che abbiamo fatto dell'alternanza tra 4-3-3 e 4-2-3-1 non mi sembra che Gattuso ce l'abbia in mente. Io ho idea che stia dando tutto su questo modulo e voglia dare anche modo ai giocatori di impararlo per bene, anche con diversi interpreti. Quindi continuo a pensare che insisterà col 4-2-3-1 e vedremo altre novità. Però questa idea con Mertens nel 4-3-3 non è male. Ragazzi, noi col 4-3 abbiamo fatto cose straordinarie, non è che ce le dobbiamo dimenticare. Ci sono stati anche momenti in cui l'attacco leggero contro le squadre, anche soprattutto un po' più chiuse in difesa, andava in difficoltà. Però abbiamo visto che anche col 4-2-3-1 si può andare in difficoltà con le squadre molto chiuse. Quindi in realtà non è questo il problema, non è un problema proprio di modulo, è un problema di essere veloci, fare i movimenti senza palla come li sta facendo Insigne, che è a tutto campo, ragazzi, sta facendo un partitone. Allora, fammi vedere. Che è successo qua? Non si può fare, i moderatori hanno eliminato il comando Sky, niente di meno. E allora lo togliamo, i moderatori. Dai, ok. Vabbè, togliamo. Io non lo so, qua stanno succedendo cose strane su questo canale. Grazie ai miei moderatori che mi hanno detto questa cosa. Noi siamo sotto. Togliamo la Rai e togliamo anche Sky. Ma non pensa che Sky, quelli di Sky sono disonesti. I moderatori di Google me levano a roba. Non lo so. Mi sembra un po' strano. Però bisogna capire perché io sono in contatto con quelli di YouTube e se mi state ascoltando YouTube Italia sapete che io sto parlando via mail con voi, anzi sto parlando con YouTube International, sto parlando in inglese perché alcune donazioni non sono state registrate e io là dobbiamo capire, voi ci mettete 2 giorni, sto parlando proprio con voi Google, ci mettete 2 giorni a rispondermi via mail, cose semplici, vi ho dato tutti gli screenshot, non capisco che state aspettando. Poi mi cancellate un messaggio vero, cioè che avevo scritto ciao Elpidio, cancellato dai moderatori di Google, non ho capito perché Elpidio non lo potevo salutare a fine live l'altra volta e adesso mi dicono ma vabbè, speriamo che non ci sta qualche moderatore di Google che sta controllando, che magari è di un'altra fede calcistica. E chi lo sa, tutto può essere, io non mi aspetto niente. Va bene così. Mai pensato alla piattaforma quella là di quel colore là, purple? L'ho pensato, che parata di Cesni! L'ho pensato, Roberto, però non lo so. Non mi piace tanto, la vedo più come una cosa di gaming, però sai una cosa? Che di questi giorni
avete ragione, perché di questi giorni adesso sta diventando più famosa nel calcio, perché i giocatori stanno facendo le live su quell'altra piattaforma e quindi in questo momento io devo premere sull'acceleratore e vi dico che da lunedì lo faccio. Credo che da lunedì lo faccio e credo che sarà Valerio Fluido, non sarà nemmeno Caffè Napoli. Vi spiego perché poi là posso allargarmi, non lo so, mo vediamo un pochino, ci rifletto perché già ho un account su quella cosa che si chiama Valerio Fluido e da lì posso fare un po' di cose miste, posso fare la musica là, perché non c'è il copyright, quindi potrei farlo, parlare di cose, di cucina e di calcio, poi ci penso ragazzi, ci penso e ci ragiono perché c'è stata la storia di, come si chiama, di Luis Alberto. Luis Alberto che si è lamentato della Lazio che ha comprato l'aereo. Ha detto chi si spendono i soldi per accattare l'aereo, ma non ci stanno i soldi a Ind, nel senso non ci pagano a noi. E ha fatto grande scalpore questa sua lamentela nei confronti di Lotito. Pare che sia un mese in ritardo, o comunque stanno sfruttando il fatto che c'è stata insomma un'ulteriore deroga che possono pagare con un mese di ritardo, una cosa del genere, che se fosse successo a noi, mamma mia le polemiche. Però la Lazio sta sotto attacco, polemiche in una continuazione, non solo lo titolo, l'aereo, gli stipendi, i tamponi, Avellino stanno controllando, indagini, cose pazzesche, altro che noi abbiamo detto ok ASL non fa niente, ci pigliamo i 3 punti a tavolino, perdiamo e nuiam, e questo è tutto, perché poi nella sentenza non si parla di protocollo, non si parla di bolla violata, non si parla di niente nella sentenza. Nella sentenza si dice solo voi avete fatto i furbetti, questa è la sentenza. Non volevate andare, avevate paura. Mentre confermano la forza maggiore sabato e dicono anche con la forza maggiore sabato voi avevate paura prima, cosa che in giurisprudenza non esiste. Altro che con la Lazio sta succedendo quel poco. Mamma mia, si succedeva a Napoli. Mamma mia. Allora, andiamo a vedere. L'aereo è stato solo pittato Lazio durante la settimana che è usata la compagnia. Ma allora quante polemiche inutili. Vale, ti faccio una domanda tattica. Secondo te non potrebbe giocare Politano come punta centrale, che un sinistro come Milik gli manca solo un po' di altezza? Al di là del sinistro, dell'altezza, potrebbe giocare alla Mertens, Politano come punta centrale, però come Insigne perderebbe tanto, secondo me, perché lui sfrutta tanto il fatto di rientrare sul mancino, sfrutta la linea del fallo laterale a suo vantaggio, no? Quindi se se ne va sul fallo laterale è una cosa, se se ne va al centro ne è un'altra. Non ce lo vedo metterlo punta. C'è stato un tentativo tra lui e Lozano in un momento di emergenza l'anno scorso, mi ricordo, e fu un mezzo disastro, quindi non lo adatterei. La prima ipotesi è Petagna, sostituto naturale, ce l'abbiamo in rosa e ce l'abbiamo in rosa. Un'altra ipotesi potrebbe essere addirittura Llorente, se si sta allenando bene, ce l'hai, lo paghi, te lo puoi anche portare in panchina. È chiuvo, ma va bene anche così. E poi altre cose si può rispolverare le Mertens, ma cioè, l'unico che non vedo è Milik. Poi si può spolverare Mertens, si può adattare Lozano prima di Politano e Insigne, secondo me, nell'idea di Gattuso, perché lo ha fatto, lo ha già proposto, e poi lo stesso Politano, lo stesso Insigne, qualcuno si può sempre adattare là. Ragazzi, ma quello che veramente sta impressionando le nazionali è il signor Elmas. È il signor Elmas che dispensa assist di esterno destro, dalla sinistra, dalla destra, sta trascinando la sua nazionale letteralmente. Lui è Pandev, veramente straordinario. Andatevi a vedere gli highlights della Macedonia, perché Elmas si sta meritando la nazionale, le attenzioni della nazionale, lo adorano in nazionale e noi dobbiamo farlo giocare di più. Dobbiamo trovare un modo di farlo giocare di più, che sia al posto di Insigne. Diventa complicato perché Insigne è quasi sempre titolare, però Elmas merita. Allora andiamo a vedere se i famosi mod
Ah, vedi Alberto, allora non ho capito manco cazzo, scusami perché io Alberto Levitan Artemius Blow, sono io un cretino, ti avevo già inserito e dovete perdonarmi, devi perdonarmi perché tra nick e nomi mi perdo, avevo già fatto il mio dovere, quindi va bene così. Elmas diventerà un campione, grazie a Elmas, ho visto il video di Elmas, esatto. Tanta roba, Palmieri Insigne sulla fascia sinistra, speriamo che il Napoli lo acquisti. Cosa ne pensi? Guarda, lo volevo tenere d'occhio oggi perché per me non fai... Certo, allora, indubbiamente vi dico meglio di Mario Rui, meglio di Yusai, sicuramente. Non meglio per me del miglior Gulam, però il miglior Gulam non ce l'hai più. Quindi ben venga Emerson Palmieri, statura internazionale, più fisicità degli altri che ho citato. Non è Teo Hernandez, non è secondo me straordinarissimo, però è mancino e lo sappiamo che i terzini mancini ce ne sono pochi, è titolare della nostra nazionale. I would welcome, no, darei il benvenuto, mi piacerebbe tantissimo questo tipo di acquisto, ma così. Allora, vediamo un pochino. Come ve la passate a Napoli? Camorra per strada? Michele Borin, sei sicuro che questo vuole essere il tuo approccio in questo canale? Perché forse tu non mi conosci e io non ho neanche bisogno di dire ai moderatori cosa fare, lo fanno da soli, ma tu a me non mi conosci. Quindi se vuoi rimanere con noi o cambi atteggiamento oppure te ne vai. E non dico altro. Vale, il tifoso viola, fammi vedere l'ultima live, aveva ragione. Per Gattuso è un compito molto difficile. Ho la sensazione che Sarri fa il comeback. No, Salvatore, assolutamente no. Che per Gattuso sia difficile, lo sappiamo. Gattuso sta a Napoli, Gattuso ha una buona squadra e sta facendo delle ottime cose. Ma il comeback di Sarri a Napoli, scordatelo assolutamente. Se te lo auguri, te lo puoi augurare, ma non avverrà. Non avverrà assolutamente mai. Il Napoli al massimo guarda avanti. Se non sarà Gattuso, sarà un altro. Sarà un De Zerbi, sarà un altro, come si dice, emergente, una nuova idea. Ma Sarri comeback non ci credo proprio. Non ci credo proprio. Sì, ma al di là del fatto, caro Alessandro, che io abito a New York, è proprio, capito? Boom, razzismo. Buonasera, sono razzista. Buonasera, entro col pregiudizio, a gamba tesa col pregiudizio, e a gamba tesa te ne vai. A gamba tesa te ne vai. Perché a Camorra, a 'ndrangheta, a mafia, la criminalità organizzata, la Corona Unita, la criminalità organizzata nel Bronx a New York, nel Queens, a Brooklyn. Ma vogliamo farni, stiamo nel 2020. Ma quanti anni tenete? Forse siete bambini, l'avete sentito dire. Adesso vado a sfottere i napoletani e scrivo che c'hanno la camorra. Vabbè. Con voi è inutile che nemmeno faccio nessun tipo di dissing perché voi siete persone oneste. Siete persone oneste e soprattutto siete persone serie, quindi non ci perdete nemmeno tempo. Hai ragione, Charles, hai ragione. È perché mi è capitato sotto mano, ho visto una domanda, ho letto Camorra e volevo capire di cosa si trattava. Mi sono reso conto troppo tardi che era una provocazione. Ho abboccato alla provocazione. Errore mio, ci può stare. Ci può stare anche questo. Tutti amore, vai Valerio. Allora ragazzi, scrivete tutti quanti punto esclamativo amore. Ci sono vari comandi che i moderatori vi possono dire, no? Questo bot reagisce a vari comandi. Se voi scrivete punto esclamativo amore con l'H finale, vedrete che il bot reagisce. Sono molti altri comandi che voi potrete scoprire se scrivete punto esclamativo qualcosa, punto esclamativo qualche altra cosa. Li scoprirete vivendo. Ragazzi, allora, visto che siamo a fine primo tempo, io anche per prendere un pochino fiato, vorrei invitare qualche amico bellino tra quelli che sono nel canale Telegram, quelli che mi supportano giorno per giorno,
Allora io mi prendo il link qua e lo butto, mi organizzo anche con le cuffiette e lo butto nella chat. Faccio tutto dal vivo perché siamo tra di noi, siamo tra amici e va bene così. Nel frattempo che poi la partita ricomincerà, noi ci possiamo fare anche una chiacchiera, perché è bello pure che voi vediate il volto delle persone che mi supportano e mi permettono di fare quello che faccio. Allora io la butto là così e chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ovviamente c'è un limite di 5, speriamo di non distruggere tutto. È un esperimento, gli esperimenti ci possono stare. Voi siete bellini e mi capite benissimo. Quindi mi metto un attimo in cuffia, non andate da nessuna parte, non sto andando a fare pipì, anzi lasciate il like adesso che mi alzo. Via, like! Lasciate il like. State lasciando il like. Allora se non lasciate il like siete completamente pazzi. Come devo fare con voi? Come devo fare con voi? Ragazzi, dovete lasciare i like in tutti i video, ma voi lo fate, voi che siete qua live con me lo fate, ne sono sicuro. Ma gli altri, no? Io vedo te, uno di voi qui non è ancora iscritto. E allora io vedo un amico che è già pronto, che è Mister Walter G. Russo. Boom! Vediamo se... ti senti? Io ti sento bene. Benissimo. Walter, come stai? Tutto bene, mi si sente bene? Io ti sento bene, gli amici adesso ci confermeranno tra qualche secondo. Ragazzi, confermatemi che il buon Walter si sente forte e chiaro. Io ti vedo bello organizzato, che c'è un microfono là? Sì, è un microfono. Vedi. Professionale al massimo. Hai visto questo primo tempo? Ho visto questo primo tempo, sto vedendo un ottimo Insigne, sto vedendo un brutto Belotti, secondo me il peggiore in questo momento nell'Italia. Un buon Palmieri, un ottimo Jorginho. Non abbiamo ancora visto Zilinski in campo. Ti convince come ipotesi al Napoli? Secondo me potrebbe funzionare. Vediamo il secondo tempo, vediamo quanto regge in campo, perché poi non è detto che possa reggere. Non lo conoscevo prima di stasera, sinceramente, quindi lo sto vedendo per la prima volta. Mi sembra un buon impatto. Vediamo cosa combina. Ci sono altri amici che ci aspettano dietro le quinte. Ci dicono dalla regia qualcuno magari che il tuo volume del microfono, non so se tu puoi regolarlo, sì. Ti puoi dare un pochino più di volume, assolutamente, e vediamo adesso. Penso che ci siamo. Vedo un Fabio da qualche parte, vedo uno schermo nero. Il buon Fabio, se ci sente, Fabio è stato il primo a sperimentare l'esperimento con gli amici Bellini, ma fu colpa mia che c'era un ritorno di 4-5 volte. Fabio, ti vediamo in nero. Come al solito, ok, quindi ci dice che praticamente deve risolvere la situazione con i settaggi, lo aspettiamo. Avevo visto anche Bepi, Fox per un attimo, adesso non lo vedo più, ma comunque. Tonella Mertens, allora tu hai visto per caso il gol di Mertens? Io no. No, neanche io l'ho visto. E allora vediamo se riesco a beccarlo, che c'era un amico che li metteva, giusto i gol nel nostro canale, nel nostro gruppo privato, ma in questo caso non lo vedo, ci dobbiamo fare aiutare. E facciamo anche un recap di tutte le partite UEFA Nation League che stanno a fine primo tempo. Allora, prima sono finite giustamente l'Olanda che ha vinto, poca roba, ci interessa poco. L'Albania, ecco, voglio sapere Yusai, per esempio, che ha fatto. L'Albania ha vinto 3-1. Il Belgio è in vantaggio 2-0 sull'Inghilterra. Sì. Tielemans e Mertens, i gol ancora non ci sono, ovviamente. La Danimarca che vince con un gol di Eriksen per il momento. Sul rigore Eriksen, anche molto chiacchierato in questo momento, e vedo il buon Fabio ritornare
tra noi. Eccolo. Eccolo. Buonasera a tutti, ora mi senti? Ti sento, importante. No, ho messo le cuffie, mi senti? Ti sento, però sento. Non ho capito? Mi sento 2 volte la mia voce che paura. Un'altra volta doppia. Sì. Ora chiudo e riprovo di nuovo. Va bene. Vai tranquillo. Ma questo forse è più un problema di linea. Mi sembra di sì, sai, quando parli a telefono con WhatsApp con gli amici che ti senti 2 volte. Hai ragione, non è un fatto di settaggio, perché poi sta pure col telefono, quindi con le cuffiette. Sì, mi dava anche a me l'impressione, sì, mi dicono dell'eco, quindi purtroppo Fabio dobbiamo aggiornarci. Da computer è ovviamente meglio e più controllato. Vediamo qua. Angela diceva non ti sento bene, ma intendevi quando era entrato Fabio, giustamente. Credo. Eh sì, nel frattempo poi insomma le altre situazioni sono queste. La Grecia è in vantaggio 2-0, sta giocando il buon Manolas, no? Non lo vedo in campo, non lo vedo manco in panchina, meglio così. Queste nazionali non ci azzeccano proprio. Walter, io non so, tu mi dicevi tu stai a Pavia, giusto? Sì, io sono a Pavia. Tu sei a Pavia e noi, c'era un amico Angelo che mi ha detto, dobbiamo affrontare questo nuovo lockdown, è una domenica pre-lockdown per la Campania senza calcio, doppiamente triste e brutto, e praticamente c'è tristezza. L'Italia non... Noi qua di lockdown ne sappiamo qualcosa in Lombardia. Ma la situazione, io so da quello che sento da qua è che Lombardia e Campania entrambi male. Sì, noi siamo rossa già da un po', da quando hanno fatto il DPCM dei colori, quello colorato. Sì, e quindi siamo zona rossa da quel momento, ma non è che qua ci si muovesse più di tanto. Siamo, in realtà, per quanto riguarda me, da marzo non è che è cambiato molto, nel senso che sono uscito il minimo. Qua in Lombardia la situazione si è allentata un po' nel periodo in cui si era riuscito un po' a contenere, ma di poco, è rimasta sempre alta l'allerta. Sempre sull'allerta. E facciamo entrare al volo, lo vedo, no, è sparito, lo stavo cliccando. Rientra, amico bellino, era il buon Alberto, che gli altri conoscono come Levitan, ma io lo sapevo, era uno scherzo, non è vero. Alberto, rientra, ti avevo visto bello pronto con le cuffie, prontissimo. Rientra, amico mio. Scherzo. Mannaggia, perché stavo facendoti finire la domanda. La cosa lo ributtiamo in mezzo. Attenzione, l'ottimo direi Luca Delise non poteva mancare. Noi facciamo entrare subito Alberto nella chat. Ciao amico mio. Ciao carissimo. Benissimo, ti sentiamo, tutto a posto. E ringraziamo il buon Luca Delise che non ci fa mai mancare il suo supporto. Ragazzi, io ho visto una cosa di Luca incredibile, perché voi lo sapete come quello che supporta, che commenta il canale, ma lui ci mette anche la faccia. Lui è andato in un feudo vero e proprio, in un feudo juventino dove parlavano ancora della situazione, avevano invitato anche me, io ho detto ragazzi non ce la faccio più a parlare, a ripetere sempre le stesse cose. Lui è andato live con la sua telecamera e ha ripetuto i fatti come stanno, quindi top player Luca Delise a difendere quello che è il nostro punto di vista, che da parte nostra è innegabile. Quindi bravo Luca. Alberto, che ne dici? Quest'Italia ti soddisfa, ti diverte vederla? No, per niente, la sto guardando adesso perché così stai facendo il live, tu aspetta che non mi trovo questi cuffie. Vai, devo tenere un orecchio fuori perché sennò urlo troppo assai, e di là ci sta il bambino che sta dormendo e quindi non va proprio bene. Penso che l'hai sentito adesso, è dato un alluppo allucinante.
No, allora, l'Italia non mi diverte per niente. L'unico che sa qualcosa di buono stasera è Insigne. Pure a me mi dà l'impressione che è il migliore in campo. Ho appena visto, Sicuramente. poco prima della fine, ho visto un'azione di Bernardeschi che aveva fatto un bel movimento, ma tiene un brutto vizio, una cosa che veramente è un difetto di Bernardeschi. Tira sempre a porta, fa sempre tutto lui, proprio fanatico. Ed è una brutta cosa di Bernardeschi. Se migliorasse questo aspetto del suo gioco, diventerebbe veramente un calciatore eccezionale. Oltretutto, secondo me, sta pure in un periodo dove sente di dover dimostrare, perché sta sotto pressione, molto criticato dall'ambiente, uno dei quelli più tartassati nell'ambiente juventino in questo periodo, e quindi vuole fare la giocata per dimostrare che lui è definitivo, che lui è importante. Seguendo, almeno ti rimane qualcosa, anche dalla lezione che non Buonasera, qui Peppe. Buonasera a tutti. Abbassa la TV, per favore. Io dopo mi sono È la TV che senti? Esatto. Ero io, perdonatemi. E a telefono la tua bella? No. Sì, c'è anche la bimba in mezzo, attenzione. Va benissimo. Quelle altre cuffie. Vai, siamo tra amici oggi, ragazzi. È una live che... Lo sai che appena ha visto lei... Aereo! Dai, che meraviglia! Voi non sapete, ragazzi. Amore, tu sei proprio... Mandi il bacetto. Mi squaglio in diretta. Veda mamma, vai. Ciao. Che meraviglia. Non se ne va, a quest'ora dovrebbe stare già nel meglio del sonno, invece sta nel meglio del casino. La vedo sveglissima. Anche troppo. Fantastico. Comunque veramente questo sta diventando praticamente un reality show in questo tutti gli... Intanto l'Italia è rientrata proprio male in partita, non so se te era già ricominciato, ma qua... Io sto ovviamente un pochino in ritardo, sto a un minuto, e ci confermano che non siamo rientrati benissimo. È entrato Zielinski, invece mi dicevano, vedo Antonio Terracciano che ci dice è entrato Zielinski, che non lo toccassero, che non lo facessero interventi brutti, perché io tipo Polonia a quel punto. Mi associo. Ma perché basta così. Comunque, signori, io mi sono innamorato di nuovo di Insigne questa sera. Ho visto un Insigne. Ragazzi, ma se vi metto così senza cuffie, risentite l'audio del video? Stiamo a posto. Perfetto. Va bene così? Alza Camarone, così immagino mettere cuffie. Vai. Ok. In realtà, sì, mi diceva Bepi, Insigne è veramente in grande spolvero. Uno spettacolo. Devo dire quasi sempre in nazionale, difficilmente ha deluso quando chiamato in causa. Riccardo Amati, un saluto, ragazzi, un saluto a tutti quelli che si stanno collegando adesso. Vi ricordo di lasciare un like per la faccia di questi bei ragazzoni che teniamo qua, ospiti speciali che ci aiutano a dare anche un commento su questa nazionale che ci piace, non ci piace, ci convince, non ci convince. Poca roba, ma a livello emozionale dico io. Poi gioca anche bene, per esempio ho visto inquadrato Barella, un giocatore che mi piace tantissimo. Non so, altri giocatori che magari possono entrare in orbita. Napoli mi piace. Barella è una cosa allucinante. Barella forse uno dei pochi che ancora gioca bene in quella nazionale. Bene, perché è veramente tanta quantità, ma anche una discreta proposizione. Quindi sì, assolutamente sì. E poi Locatelli a me piace, per esempio. Però a me. Ottimo centrocampista. Vediamo qua, c'è una specie di ripartenza dell'Italia, ma io sono in ritardo, che la faccio a fare sta telecronaca. Al massimo la dovreste fare voi, che state più... C'è giusto il ritardo dello streaming, ma almeno non avete il ritardo del doppio streaming, nel mio caso. Ma comunque... C'è un pallaccio a centrocampo di Acerbi. Sì, Acerbi.
Quando se non si stanno attenti stasera finisce ammazzate, stanno molto nervose tutte e due squadre, ma proprio brutto. Partita nervosa, ma si è nervosita dopo la gomitata di Lewandowski. Ma secondo me è una sì. partita un po' nervosa, diciamo così. Tutta gente che non voleva stare là, volevano stare a giocare nei club e stanno nervosi. Eppure è vero, Walter, perché noi facciamo sempre un discorso giustamente anche di passione sportiva, il tifoso che vuole la sua squadra in piena forma, eccetera, eccetera, ma questi sono messi comunque, sono esposti a viaggiare ed è ovviamente tutto quello che vuoi tu, guadagnano un sacco di soldi, molta gente non può lavorare, io per esempio, io viaggerei se me lo facessero fare, però comunque è un'esposizione al virus che si potrebbe evitare. E quando poi ci incappano ne va di mezzo la famiglia, devono ritornare, la famiglia entrano tutti quanti in quarantena. È una bella rottura di coglioni che a volte, in caso di Nation League, sono partite ufficiali, a volte le amichevoli mi sembra un po' Le troppo. amichevoli veramente mi è sembrato inutile farle disputare, perché veramente... Con Luigi la sua connessione è così veloce che già stanno giocando Napoli-Milan. A quando stanno lui? No, niente spoiler, se no cazzo ma magari è così lenta che è quella dell'anno scorso può essere. e non è stata bella. No, quella non ci piacque, Vediamo un pochino qua in qualche altro commento degli amici. Vale, mo ci vorrei sembrare, invitiamo poi a un po' ridere. Ma Salvatore, in realtà... Prego, questi elementi lasciamoli perdere, vi prego. Vabbè, però lo facevamo nero, senza il bianco. No, io volevo battere quando ha detto fatelo cappellino e Michael Jackson. Ti giuro, va già un castruzzato. Vabbè, ma perché non ti ricordi nel 1920 che c'è stato l'episodio? Scusami, ma faccio pazienza. Non si può. No, è così. Io pure sulla questione Michael Jackson sono rimasto un attimo perplesso. Non ho dato adito alla cosa perché stavo concentratissimo, ovviamente non volevo dimenticarmi le cose da dire importanti, però ma Michael Jackson non era così o capello sinceramente e non lo so, non me lo ricorda. Michael Jackson, devi sapere che c'aveva questo hobby di andare a vendere il cocco sulla spiaggia, quello è il cappellino che utilizzava con la paglia nei momenti in cui non lavorava, andava con il cocco per divertirsi. YouTube è popolata di personaggi meravigliosi che io insisto su questo, servono tutti personaggi di diversa categoria, spessore, eccetera eccetera, perché se hanno poi il seguito vuol dire che lo meritano, occupano una casella che la gente vuole vedere, no? E poi può essere di informazione, può essere di intrattenimento, può essere come la gente si guarda, che ne so, Bulli e Puppe. Come avrebbe detto nella media borghesia occupo una società. Modestamente, esattamente. E quindi su Totò noi qua potremmo fare una live, dovremmo andare live sull'altro canale Fluido 081 e fare solamente citazioni di Totò, una continuazione. Vicinissimo al palo Insigne col suo solito giro che è successo un po' di tempo fa, ovviamente. Amici, io mi sono emozionato al momento, ma noi non spoileriamo. Ci chiede Enzo chi è il numero 6, ragazzi. Numero 6, fatemi sapere. Valla a capire chi è il numero 6. Io non vedo, ma dici numero 6 nostro o loro? Ma perché... basta cercare, aspetta Bernardeschi. Aspetta un attimo, te lo la serie di dribbling poi l'ha persa proprio. Ah, sì. Ciao bella. Ma non ti preoccupare, è bellissima. Vediamo un pochettino. Formazioni. Il numero 6 nostro non c'è. Ok, quindi sarebbe Romagnoli, ma sta in panchina. Perfetto. Quello della Polonia, chi è? Non lo so. Quello della Polonia nemmeno è, perché non c'ha nemmeno loro c'ha il numero. Ah sì, è appena entrato. Goralski. Ah, ok, non conosco, quindi Enzo ce lo segnala come un probabile crack.
si dice un gran bene di Coraschi, evidentemente. Però Bernardeschi non passa la palla. Luigi Vitti, ragazzi, benvenuti a tutti, sono le 22, ci dice Marat, ed è giusto anche che sia così, mentre noi siamo live con gli amici Bellini, si continua a inquadrare Bonucci in una continuazione, non si sa perché. Veramente non si sa perché. aspetta un attimo, vediamo se riesco a fare una carrambata. Vai. Non ci hanno dato un rigore per tocco di mano, ci dice il buon Vincenzo Papa, tra l'altro supporter, che io ricordo e ringrazio, perché è andato di supporto sull'altra situazione, evitando problematiche, quindi grazie. La Polonia ha fatto un cambio, non me ne ero accorto, ha messo Acerbi a difesa. Ma com'è questa situazione, Walter? Tu che stai seguendo? No, sei un po' moscia, se posso dire. Si è ammosciato un po', i ritmi non sono... sta succedendo molto, i ritmi sono bassi, qualche incursione dell'Italia, ma poca roba. Siamo in vantaggio e probabilmente manterremo... Insigne sta continuando con un buon livello, però Belotti dorme. Grazie a Scarano, che saluta un po' tutti. Ragazzi, non vedo, il mio moderatore non vedeva 100 like, ma veramente stiamo facendo un centinaio di like, ce lo possiamo pure meritare. Io lo so che vi state godendo la partita, guardate, eccetera, eccetera, poi dopo entrerete tutti, ma quando entrerete tutti dopo io me ne vado. Con il segreto. Vi lascio un segreto che nessuno saprà. Braccio attaccato al corpo, mi dicono. Non dire nomi che ti cancellano direttamente. Ho capito, sì, Vince, mi devo stare più attento. Assolutamente. Devo pure togliere i link. Non lo so, veramente è una situazione che devo studiare un pochino più nel dettaglio, perché finché eravamo pochi è un conto, quando si comincia a crescere a livello dell'algoritmo, YouTube ci comincia un pochino a controllare e vedi se ci saranno delle politiche, delle policy si dice in inglese, che non permettono di parlare di alcune situazioni. Vabbè. Alessandro Iodice, vorrei comunque un Everson a Napoli, si trova benissimo con Insigne. Bernardeschi voleva fare il gol della vita. Bernardeschi ancora Bernardeschi in assolo, ci dice Walter, e Beppi ci voleva sapere se Insigne se lo vuole. Se lo stesso Everson lo vuole. Secondo me sì, comunque i giocatori di qualità, ragazzi, coi giocatori di qualità si trovano. Vediamo se ci riusciamo così. Lo riesci a vedere? Fammi vedere. Ah, grandioso Fulvione! Lo vedo. E lo sento pure, che meraviglia. Come stai? Sto bene, tu come stai? Tutto a posto, amico mio, sono uno youtuber full time. Ho visto, ormai va alla grande, mi fa piacere assai. Voi dovete sapere, ragazzi, dato che siamo in Mondovisione, chi se ne frega. Fulvio, mio ex allievo di basso, lui arrivava all'orario che arrivava per studiare, per fare lezione, ma una buona mezz'ora se ne passava a parlare di quello che era successo poi nella partita della domenica precedente, e poi anche durante la lezione, magari un poco dopo, insomma, si parlava del Napoli, una continuazione, lo ricordo benissimo. Ma il basso lo suona bene adesso oppure no? Sì. Fulvio era molto poi a me fa molto piacere che sta andando come te sta andando, insomma, e che possiamo darti un supporto, soprattutto con le visualizzazioni, con i commenti, insomma, ma al di là di tutto io supporto te per la persona che sei e per quello che mi hai dato in tanti anni, insomma. Al di là di tutto. Grazie mille. E al di là, ragazzi, ora lui parla dei like, dei commenti, del supporto, e anche la compagnia, perché io mi sento anche più vicino all'Italia, mi sento vicino agli amici e mi fa un grande piacere. Fulvio, che meraviglia, grazie per questa improvvisata. Vabbè. Ma figurati, volentieri.
meraviglioso Vi abbraccio Fulvio. tutti ragazzi, scusatemi ma sto per purtroppo domani mattina ci sta proprio presto, mi dispiace. Però Fai le cose tue, non ti perdi niente, l'Italia è moscia. Ringraziamo Alessio Marigliano. How we do 3 weeks without... Buonanotte. Alessio, vuoi che ti risponda in inglese? I don't know if you want me to answer you in English, but without Osimhen, we can do. Without Osimhen, obviously, with Petagna, with Mertens in that position, we can put even Llorente if we need it, but we can do it. We can do it. Osimhen è molto importante, ovviamente, perché ci dà la variabile tattica, ci dà tutta una serie di movimenti che gli altri giocatori non fanno. Però, ragazzi, infortunio o positività che prima o poi capita a tutti, ci dobbiamo abituare, perché questa stagione questa è, e quindi è bene avere la rosa lunga ed è bene... Vabbè, in effetti, come anche gli altri anni, comunque i giocatori si ammalano, comunque i giocatori si infortunano. Quest'anno c'è solamente la cosa in più della positività. Esatto. Però alla fine non è che è cambiato molto, insomma, ragazzi. Cioè, è un normalissimo infortunio essere positivi, o una squalifica. Esattamente, cioè tu rispetto all'infortunio puoi continuare ad allenarti, ovviamente da solo non è la stessa cosa, ti serve rientrare in forma quando ti negativizzi. Attenzione, rissa in campo? Insomma sì, si stavano un po' prendendo, ma vabbè, ma questo praticamente dall'inizio si azzuffano. È da tanto. Un po' di polemica, ma niente di che. Va bene. Comunque partita tost, partita vera, nel senso a livello degli animi, gli animi sono caldi. Insigne subito parte, Insigne proprio sempre prima che parte, quando ci sta qualche intervento duro che può fare ammazzata, sempre, non solleva mai. A livello di leadership vedete Insigne come nel Napoli, perché mi sembra leadership tecnica in campo, perché si affidano a lui, ma anche come personaggio, come uomo lo vedete leader in campo di questa nazionale. Io penso che sia proprio il suo carattere che lo porta a fare questo. Sì, io lo vedo. Pepi, dicevi, Giuseppe? No, niente, secondo me sì, secondo me sta diventando pian piano quello che è nel Napoli. Poco, se non lo è già, poco ci manca. C'è molto vicino. Alberto? Ma io ti ripeto, non lo seguo molto la nazionale, quindi non ti so dire se lui effettivamente anche nelle partite precedenti si è comportato come un leader. In effetti dobbiamo anche dire la verità, se uno è leader lo è nato, lo è dovunque. Quindi se lui è un leader nel Napoli lo è anche eventualmente nella nazionale, anche se nel Napoli io vedo molto più leader Mertens. Sì. Lui è una figura importante, la bandiera, ma più leader Mertens, a meno che poi nel silenzio, nel retroscena non è più leader lui, e magari davanti alle telecamere è più leader Mertens. Mertens si è portato appresso tutta questa storia di Ciro, e anche poi nei numeri, no? Avendo superato tutti i record possibili e immaginabili, ovviamente si è molto ingannato. Insigne ha dovuto subire anche tante critiche a volte ingiuste, e quindi è più complicato anche per lui. Però secondo me ha raggiunto in questo momento una maturità. Sto vedendo adesso in ritardo quella piccola zuffa. Ha raggiunto una buona maturità dove secondo me soffre un pochino meno pressioni e insomma critiche. Oltretutto non ne dovrebbe avere in questo periodo. E ringrazio di nuovo Alessio Marigliano. Prima che mi scappa il messaggio, lo so che we can do it, abbiamo una buona rosa. Grazie amico mio per il supporto, e quest'anno veramente abbiamo una buona rosa e dovremmo sfruttarla se va tutto bene, nonostante aver perso una partita per strada, col punto che oramai io ci metto poca speranza. Comunque stiamo là. Ma è meglio lasciarli quei 3 punti, ma se devo essere sincero,
Ma perché ci hanno mettere a fastidiare? Abbiamo provato, abbiamo fatto il ricorso, abbiamo visto che ci hanno bocciato il ricorso, ci hanno condannato comunque con delle scuse proprio ignobili, banali. Vero. Io leggevo, quando hai fatto la live, leggevo persone, o con la live con Nischio, esatto, leggevo una persona in particolare, ti potrei fare il nome, ma non te lo faccio, che ripeteva continuamente, ma qua noi stiamo facendo il processo alle intenzioni, qua state facendo il processo alle intenzioni. No, veramente il processo alle intenzioni è stato fatto ufficialmente dai giudici che hanno condannato il Napoli, perché sono state processate le intenzioni del Napoli. Cioè là l'intenzione di non partire è stata processata. Ma l'intenzione di non partire, ma la puoi provare? Cioè, dove sono le prove? Non hai prove, sono ipotesi. Ma tu hai disdetto l'aereo prima, non hai fatto fare, hai annullato come si chiama? I tamponi. Sì, vabbè, su questa cosa dei tamponi è meravigliosa questa cosa dei tamponi, perché dice è stata aggiunta la prova che hanno annullato i tamponi, quindi non volevano partire. Poi viene fuori che questi tamponi li dovevano fare la mattina a Torino. Ma scusami, ma se hanno annullato l'aereo la sera, ma come caspita li facevano questi tamponi a Torino la mattina? Il tampone è la diretta conseguenza dell'aereo, ovviamente. Nel momento in cui annulli l'aereo, annulli anche, per non tenere impegnato un laboratorio, che comunque stiamo parlando di una cosa seria, ragazzi. No, cioè, ma comunque niente, cioè, alla fine sono fezzarie, cioè, capito? Sono cose, sono prove che non reggono, sono chiacchiere. Ma non sono prove, semplicemente. Oltre a questa cosa qua, comunque il pullman a Torino era arrivato, che ci dicono che il pullman stava là ad aspettare. Allora o tutto o niente, cioè o non parti proprio che non volevi partire, allora non facevi partire il pullman. L'addetto stampa non stava già a Capodichino, perché ci hanno detto, stanno tutti i testimoni che ci stava Lombardo a Capodichino a aspettare qua. Insomma, ma quello era tutto un piano malefico del genio supremo ADL, cattivissimo villain. Mertens ha segnato nelle ultime 3 presenze in nazionale, ci ricorda Marco Aveta, quindi grande forma in nazionale dove voi confermate che sta giocando sempre a 2, diciamo, come trequartista a destra insieme ad Hazard dietro Lukaku, perché mi dicono che il Belgio gioca con questa sorta di 3-4-2-1, in questo caso esatto, confermata da questa cosa qua, con Mertens e Hazard, addirittura qualche app porta De Bruyne a Mertens, con la solita squadra. Insomma, una roba un po' gasperiniana anche, con Mertens che va in gol, Mertens duttile, Mertens pronto. Ciao amici bellini, un saluto il buon Francesco Volpe. Questa nazionale funziona, bisogna dirlo, giocano davvero bene, unica cosa che non va è che segna troppo poco. Mauro Nardos segna troppo poco e ci ricorda a loro una squadra con colori azzurri come la nostra, cioè un pochino, nel senso che si costruisce però non si finalizza tanto. Ci manca un centravanti alla nazionale, centravanti serio, perché Bellotti non è un centravanti serio. Infatti vedi, oggi stasera è inguardabile. Ci manca Immobile e già là avanti non siamo così tanto incisivi. Anche Immobile comunque non è che questo... Sì, scusate, voi mi no, è vero, ma per me Immobile non è chi stu centravanti. No, ma hai ragione, vabbè, sì, è un grande centravanti d'Italia. È una riflessione che stanno facendo in tanti, anche in ottica nazionale, che Immobile non rende, se la squadra non gioca tutta intorno a lui e non è costruita intorno a lui, non rende alla stessa maniera. È vero, è una riflessione giusta. Partendo dal presupposto che Immobile ha comunque in passato fatto esperienza all'estero, e una qui in Germania, e se lo ricordano ancora in Germania e gli ridono ancora appresso, e se n'è scappato in Italia dalla Germania, perché in Germania non ha combinato un cazzo, vabbè, anche la lingua che era complicata per lui, però comunque in Germania non è riuscito a far nulla, e Immobile è capocannoniere, ma è capocannoniere in Italia. Sì. Scusatemi, ma non voglio criticare, il calcio italiano non è più il calcio italiano degli anni 90 dove ci stavano tutti i campioni. Bisogna dire anche che Immobile ha fatto un record di gol in Serie A con la metà che erano rigori. No, da non dimenticare. Anche
capito? Però comunque io non penso che io non vedo che Immobile non è questo grande centravanti. Poi ci sono alcuni giocatori, come diceva sempre la buonanima di papà, che sono giocatori da club. Giocatori come per esempio, vedi Vialli, vedi Mancini stesso, che in nazionale non hanno mai combinato un cazzo, però erano fortissimi nel club. L'ambiente che aiuta, certo. Perché per l'ambiente, perché c'è la squadra che gioca per te, perché c'è degli schemi che sono se ci sono degli automatismi, sai quello che devi mettere. La nazionale, per quanto ci possano essere degli schemi che comunque sono sempre ripetuti, ma il 90% sono le famose letture, perché i giocatori nazionali non giocano continuamente insieme, sono un paio di loro che giocano insieme. Ed è proprio questo che a me la fa piacere di meno, perché alla fine è l'individualità che viene fuori, perché hanno poco tempo per allenarli, per preparare schemi. La tocco piano. Immobile è paragonabile anche a un Higuain. Mamma mia. Ah, l'ha detto. A che livello? A livello che nel Napoli Higuain record come Immobile nella Lazio, però poi uscito dal Napoli Higuain, dov'è? Si è fatto praticamente odiare da mezza Europa. Se la metti così, Higuain nelle squadre di club, Higuain ha fatto il passo più lungo della gamba, perché Higuain nel Napoli di Sarri, il Napoli di Sarri giocava per Higuain, giocava per mettere la palla sui piedi, la palla vincente sui piedi di Higuain. Esatto. Poi è andato nella Juventus, dove tu sei un Higuain qualunque, cioè un panzone qualunque, e te lo devi guadagnare il gol, perché io non te la vengo a dare a te. Ovviamente. A meno che non sei Cristiano Ronaldo, e allora aspetta un attimo, dici, sei Cristiano Ronaldo, sei un simbolo, sei uno sponsor in effetti. Cristiano Ronaldo ha da segnare. E abbiamo visto il primo anno della Juventus, io ho visto il primo anno e mi incazzavo, perché la Juventus avrebbe potuto fare molti più gol, avrebbe potuto giocare anche molto meglio, però dovevano passare il pallone a Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tirava da distanze allucinanti, dicevo, ma che cazzo tira a fare da lì? E i giocatori attorno a lui non gli dicevano niente. Perché se Ronaldo segna da quella distanza, poi su Sky gli misurano il tacchetto, la forma della scarpa. Ma in una squadra normale, se un giocatore fa un tiro del cazzo da una distanza abominevole, gli altri giocatori ci vanno vicino la prima, la seconda, ma la terza volta i giocatori ti dicono hai rotto il cazzo. Ma questo a Ronaldo non si può dire. Hai capito il discorso? E questo è il fatto. Mentre Higuain era un Higuain qualunque, e quindi là si doveva fare il culo. Poi, dopo che alla Juventus non ha combinato un cazzo, giustamente perdi di forma, perdi di fama, continuità, eccetera, eccetera. Poi vai girando il resto d'Europa e cali sempre più, comunque sei a fine carriera. Quindi. Amici, ci segnalano in diretta, io lo vedrò tra un paio di minuti, che c'è probabilmente un rigore non dato. Allora, notizia più importante è entrato Milik in questo momento. È entrato Milik, ok, quindi se ne cade, segna pure. Ho visto Belotti protestare, ma non sono riuscito a vedere il fallo, però. Quindi. Ok, quindi aspettiamo. Belotti parlano di qual era la pizzaiuola. E quindi mo vediamo se Milik meglio di Belotti sotto un certo punto di vista, e potrebbe anche esserlo, visto scarpe frustati di primera, si dice. Vediamo qui il cross al centro, Belotti che la stoppa e poi la tira. È molto largo il braccio, devo dire la verità. Purtroppo, ragazzi, io dico che questo non è congruo col movimento. Lui lo allarga proprio volontariamente, qua. Volontario o non volontario, comunque allargato in posizione che svantaggia. Impossibile veramente assurdo non chiamarlo questo, si può dire. Comunque, ragazzi, al di là di Napoli, al di là delle ingiustizie a Napoli e tutto, ma io vedo gli arbitri quest'anno in tutte le competizioni che stanno veramente toppando. È un'impressione mia o quest'anno c'è un impazzimento generale degli arbitri? Walter, ti dico la mia a volo, poi chiediamo anche a Giuseppe e Alberto. C'è stato, quando praticamente
Rizzoli nel finale, ti ricordi il finale dell'anno scorso, nel post lockdown, che si sono dati rigori su qualsiasi cosa, bastava, tu stavi così in panchina, rigore subito, e si è esagerato, si sono viste partite così, quindi c'è stato un attimo il retrofront, non si vedranno più questi rigori qua, il VAR eccetera eccetera. Non si è ben capito secondo me qual è stata la direttiva finale definitiva di questa cosa qua. Tanta confusione, non ho capito se gli arbitri rigettano il VAR perché ogni volta che vanno al VAR vengono penalizzati e quindi probabilmente dentro di loro non sono sereni quando fanno una decisione, perché dicono: mo se il VAR mi chiama, che faccio? Ci vado. Devono fare un pensiero in più, quindi questo pensiero in più secondo me non li aiuta in questo momento, perché il VAR li penalizza a livello di punteggio e non parlano, e quando parleranno probabilmente però abbiamo visto dei rigori non dati che erano clamorosi, abbiamo visto a Napoli, abbiamo visto all'Inter, e poi abbiamo visto anche rigori dati clamorosi. Mi ricordo uno con l'Atalanta, uno per l'Atalanta ultimamente. Al Milan ne hanno dati tantissimi, molti c'erano, per carità, però sto vedendo dei metri strani, ognuno un po' allo sbaraglio. La stessa Milan-Roma, dove quello là, il primo Milan-Roma è stato scandaloso, veramente incredibile. Bepi, questi arbitri ti convincono? Neanche un po', secondo me li abbiamo sopravvalutati un po' tutti. È vero che magari sarà uno dei mestieri più difficili, però da quando c'è il VAR, insomma, chiamatela come vi pare, mi sa che stiamo veramente capendo la nostra classe arbitrale a che livello è, cioè bassissimo. Io oggi ho guardato addirittura il calcio femminile, vabbè, non è paragonabile alla Serie A, però ho visto degli errori arbitrali anche nel calcio delle ragazze, veramente scandaloso. Io mi ricordo quando giocavo negli allievi, gli arbitri non erano così bassi di livello, c'è errori veramente, c'è il portiere esce, prende il pallone, sfiora il giocatore e rigore, ma dove si è visto mai? Quando è il giocatore che gli è franato addosso, cioè quasi al contrario le regole. Non so, scherzando forse adesso non ricordo se comunque qualcuno su Telegram della chat dice: ma allora continua anche nel calcio femminile questa sorta di complotto contro di noi. Ho detto: no, ma secondo me è solamente incompetenza. Però rendiamoci conto che in competenza ci stiamo giocando milioni di euro per quanto riguarda le società, non quanto riguarda i tifosi, perché vabbè, noi la delusione siamo abituati, ormai abbiamo i caldi, però non so fino a che punto poi un presidente di Serie A possa digerire queste cose, non lo so. Insomma, nel frattempo ci dicono che la Polonia è rimasta in 10 per questo fallo di Goralski, il numero 6, il famoso numero 6, che però in realtà l'amico Enzo ci diceva che lui si riferiva al numero 3 dell'Italia, Palmieri, che in televisione non si vedeva bene. Questo fallo non mi sembra poi... Che cosa è stato? Il secondo giallo? Perché sì, stava giocando troppo aggressivo, stava buttando a famare. Vigoria eccessiva, la famosa eccessiva vigoria. Eccessiva vigoria, sì. Perché poi abbiamo preso d'occhio. Non lo so, sto rosso, vabbè, se poi non ho visto il continuo, perché se ne ha fatti uno dietro all'altro con aggressività, probabilmente è stata la somma delle sue... siamo arrivati ai like, bravi, 101, non è male, considerando che ci stanno guardando. Magari è stato ammonito perché aveva l'intenzione di fare il fallo. Bravo Giuseppe, che conosci i regolamenti e li ricordi a tutti gli amici Bellini, esattamente, basta l'intenzione. Esce Belotti ed entra Okaka, ci fanno sapere, Belotti non è piaciuto, si può dire 5. Okaka sì, Okaka è un altro di quelli dal grande potenziale che però io non lo vorrei mai. Aspetta la pensione forse, boh. Non lo vorrei un altro che doveva sempre esplodere, aspettavamo sempre che esplodesse e poi non è mai esploso. Vero. Imploso. L'unico è stato Balotelli è imploso. Là era, quello è un giocatore che non doveva fare niente per esplodere, era già un giocatore completo, è imploso perché ha esagerato. Come si fa? Un talento di quella levatura che non è riuscito. La testa, è tutta la testa.
Come diceva, Ragazzi, possiamo dire un attimo Forza Napoli, perché a me l'Italia mi annoia. Allora, visto che se no i miei moderatori mi cazzeano, anche voi, vedete Bepi come lo prepara? Lui prepara, punto esclamativo, Forza Napoli, tutto attaccato, tutto minuscolo, che vedi che tutti che lo preparano e aspettano il mio ordine, perché poi lo facciamo tutti insieme, così il bot impazzisce e non ci dovrebbero bloccare, perché non stiamo parlando né di Sky che sono disonesti, né della Rai che sono disonesti. Sky e Rai fanno rima nella disonestà. Ogni Forza Napoli che scrivete sono giornalisti incompetenti che vengono licenziati. 1, 2, 3, via Forza Napoli, perché questa nazionale non lo so. Uno si guarda Giorginio, si guarda Insigne, si guarda anche Palmieri magari in prospettiva. Io non lo so, purtroppo è stato accostato a così tante squadre che non ci credo tanto. in realtà oggi leggevo, Valerio, che probabilmente lui avrebbe anche piacere di, insomma, venire a Napoli. Come leggevo anche del riscatto di Bakayoko, sono state già anche, insomma, stabilite le cifre. Bravo, questa è una notizia che mi è arrivata e praticamente si parla, sto facendo un macello, però adesso recupero, si è parlato del possibile riscatto di un accordo che il Napoli sta cercando con il Chelsea per 18 milioni per riscattare Bakayoko l'anno prossimo, visto che si tratta di prestito secco, però si può impostare una trattativa, visto che c'è un buon rapporto col Chelsea. E io credo che a queste cifre è un colpaccio per quello che abbiamo visto finora. E vi vedo annuire. Alberto, non lo so se è pronto. Che cosa, Bakayoko? Sì. Ok, lo accetti. Ma niente di meno. Manco bisogna parlare. Nel frattempo ci dicono che Milik sta pascolando. È un pecorone con le corna. Ho letto Tre cose utili di Milik. È in pascolo, mentre Insigne sta disegnando calcio, e questa è una cosa che comunque ci fa piacere. Grande assist di Insigne, vedete? Ma te la butto lì. Io ho visto un po' i movimenti, il gioco di Insigne stasera, veramente sta disegnando calcio. Può darsi che Insigne in nazionale si senta addirittura più libero dagli schemi e che quindi faccia ancora meglio? Berardi è in gol, ragazzi. Berardi Addirittura. Berardi 2-0 Italia. Allora devo assolutamente aggiornare il risultato in tempo reale, perché sono i potenti mezzi del Caffè Napoli 1926, ragazzi. 2-0 Berardi, troppo forte. Insigne, Messi napoletano, assist di Insigne, quindi assist di Insigne e gol di Berardi da una parte all'altra delle due ali, perché immagino Berardi si sia messo in zona Bernardeschi. Cioè io vedo Insigne che fa una corsa incredibile e con la sola ferma il pallone sopra la linea laterale. Non lo so, io spero che non si stanchino, che io voglio vedere queste, e le fa nel Napoli, mica sto dicendo che non le fa. Vorrei solo che non si sprecasse troppo, perché calma, serve più a noi che a loro. Fai giocare Grifo al posto di Insigne. Mamma mia, sta recuperando pure in difesa. Magari e poi la numero 10 dietro la schiena gli fa bene. Attenzione, qua c'è un altro tema importante, bello. Tocco piano. Toccata piano, non lo so, io sulla 10 c'ho un po' di remore. Il 10 è sempre il 10 da noi, c'è niente da fare. Ma Napoli è vietato, non puoi. È come Paresi, no? Ci sono stati grandi difensori, Thiago Silva al Milan, ma prendetevi, ecco, per esempio, Insigne è il 24 nel nostro immaginario e rimarrà. Guarda che assist che ha fatto Marola, l'ha visto solo lui che arrivava da quella parte là. Scusate, io l'ho visto ovviamente in ritardissimo, ma bella roba, bella roba. Assist da campione, ci confermano. Ragazzi, sì, la 10 magari no, la 10 nazionale, comunque una soddisfazione. Straordinario. E Berardi molto freddo nel non andare sul secondo palo, ma chiudere sul primo, cosa che a volte sorprende. Infatti Szczesny
addenocchia e vasa queste mani, fondamentalmente. Ottimo, 2-0. Speriamo che Insigne faccia piangere Szczesny anche in campionato. Sicuramente. E se non fosse in campionato, ragazzi, c'è comunque la Supercoppa. Attenzione, ospite incredibilissimo per chiudere questo quintetto. Io vedo il buon Elpidio. Elpidio. Buonasera ragazzi. Ti sentiamo bene, benvenuto. Buonasera a tutti. Amici bellini, Elpidio è un punto di riferimento per tutti noi, è un mito assoluto, ci delizia sul gruppo Telegram con certe cose, insomma, anche aiutato dall'ottimo Nicola De Cornelis, l'autore dei poemi che mio padre ogni tanto ha letto per voi. Elpidio è cultura, Elpidio è identità. No, dai. No, è vero. È vero. Questa sera quest'Italia non se lo merita questo Insigne. Bravo. Non potevi dirlo in maniera migliore, bravo. Non se lo merita. Davvero, e avete visto il gol di Koulibaly sul 3-1 contro il Milan? Bellissimo. No, ti ho segnalato, ti ho evidenziato il messaggio che hai scritto. Hai visto sì, quello relativo alla Norvegia, e quello è significativo, assolutamente. Quella è una cosa importante, ma soprattutto per i tifosi della Juventus, perché sono d'accordo con l'amico che ormai noi non ci dobbiamo pensare più a questi 3 punti, assolutamente. È una sconfitta normale. Dobbiamo fare di tutto però per far rettificare quello che era scritto nel dispositivo della sentenza, perché quello è altamente offensivo e c'entra proprio ben poco con lo sport che hanno scritto. Quindi per me sarebbe sufficiente un rimborso morale su quello che hanno scritto, sull'altro. Io sono d'accordissimo con te, anche perché sappiamo che non ci sono esempi in ambito sportivo dove il TAR o il TAS insomma abbia cambiato valutazione poi sportiva, però ti può dare ragione e può identificare un rimborso, diciamo un indennizzo economico per quello che ti è stato fatto o detto ingiustamente, il che veramente... Ma solo per quello. Ma sono d'accordo con te, che mi basta e avanza in questo momento, basta. Non mi interessa, avete deciso che dobbiamo perdere, andiamo avanti, perché sennò il campionato non finisce, perché sennò le ASL finiscono che bloccano, anzi adesso vogliono influenzare anche le altre ASL fondamentalmente, a dire fatevi sì, però il fatto della Norvegia secondo me inciderà molto su tutto il campionato, i campionati europei, perché la UEFA non ha fatto rinza. L'altra squadra non si è sognato minimamente, adesso non so contro chi dovesse giocare la Norvegia, se era una partita amichevole o valida per questa Nation League, ma non c'è stato nessuno, ecco lì che si bada più alla salute che in questo momento qua, però poi andremo fuori dal tema della tua trasmissione stasera, Valeria. No, ma tu mi aiuti a dire quando dici, già quando dici Norvegia, io già mi sento un attimo più tranquillo che faranno delle decisioni un pochino più logiche e più assennate, quindi non aggiungo altro. L'ottimo moderatore ci dice: vogliamo fare un complimento agli amici bellini live, non me ne volete, ma credo che questi livelli sarà difficile raggiungere con streamer esterni al canale. Vero. E gli amici ringraziano perché è tanta roba, ma perché ragazzi non è un caso, io ho fatto scrematura all'inizio, bisogna anche dirlo. Io quando ho fatto i primi video c'era gente che non si può, via, ciao, e poi piano piano se tu scegli una linea, quella linea viene recepita e possiamo anche fermarci a 5.000 iscritti, ma su 5.000 è un'armata di persone competenti. No, Valerio, adesso ci stai incensando, fatto così,
che non è strillato e non c'è motivo di essere pure volgari, oppure cioè, la fede nostra è quella là, sappiamo anche i nostri limiti, sappiamo pure di tutte le scie che abbiamo perso, cioè, lo sappiamo perfettamente, però su tante cose essere tifoso è una cosa molto difficile, è più facile tifare altri tipi di squadre che danno più punti nell'almanacco. Noi stiamo centellinando i vari nostri totem, Maradona, Hamsik, poi torniamo indietro di 30 anni, 40 anni, di Bruscolotti, parliamo di Vinicius in Italia, cioè questo siamo noi, cioè non arriveremo mai a piena di cose. Quando diciamo che uno scudetto nostro ne vale 30, abbiamo detto tutto, ma sappiamo i nostri limiti quali sono. Fieri e orgogliosi di essere napoletani, poi il resto, quegli altri che a strisce hanno altre motivazioni, hanno altri modi di godere, noi godiamo sempre, a differenza loro. Quindi è proprio vero. Comunque grande Berardi, a Berardi io ci farei un pensierino, perché mi piace proprio assai. Scordatelo Berardi, non te lo danno, scordatelo proprio. Cioè, Berardi è l'unico il giocatore chiave del Sassuolo. Se proprio lo devono dare, lo danno alla Juventus, ma non duranno a Napoli. Non perdere tempo. Cioè, dimenticalo proprio. Ci sono vabbè, ma si può sognare, possiamo sognare. Sognare, ma se dobbiamo sognare, sogniamo più grande allora. Andiamo a sognare i campioni. No, fermi, leggete. È certo che la scrematura ci va, bisogna eliminare quelli che non sono d'accordo con voi, siete proprio ottusi. Allora, che io ricordo questo nome, io ho una cattiva memoria, ma la memoria fotografica, no, dai. Con i nomi io lo ricordo. No. Allora, ricordo al buon Chessa che ci sono vari, nemmeno uno, ci sono vari, 3 o 4 tifosi juventini che vengono a commentare sul mio canale parlando in italiano, essendo corretti, portando il proprio punto di vista senza mai scantonare. Io rispondo a tutti per filo e per segno, e c'è uno, Pietro, che scrive dei papilloni, ma veramente a livello di Angela Torre. Voglio bene. Belli lunghi, io me li leggo tutti perché meritano risposta in quel caso. Ok, quindi ovviamente non è mai questione di chi non è d'accordo con te, ma è questione che io ho cancellato anche tifosi del Napoli che non erano all'altezza di parlare di certi argomenti in un certo modo. Ma non vorrei dire, scusa, ma mi pare che già in questo momento, mentre parliamo noi 5, già un paio di volte ci siamo contraddetti uno con l'altro, cioè già non eravamo d'accordo uno con l'altro. Essere tutti quanti d'accordo, se veramente Valerio avesse fatto una cosa del genere, a lasciare qui sul canale solo le persone che erano d'accordo con lui, ma avete idea di quanto sarebbe stato noioso questo canale? Ma poi cosa, siamo tutti d'accordo, bravo, esatto, c'è un'altra, siamo tutti d'accordo, e che cazzo facciamo a fare su canale? Poi nel nostro gruppo, se non mi sbaglio, c'è anche chi tifa per il Verona. Assolutamente, bravo Giuseppe che mi ricordi di ricordare il buon Renato tifoso sfegatato, sfegatatissimo. Quindi noi ci confrontiamo veramente con tutti e non scherziamo. Nella live dove abbiamo avuto gli amici con Neschio, con Emi Scouting, quando è entrato il Viola canadese ha un'idea su Gattuso completamente diversa dalla mia, dal generale. Qualcuno può essere d'accordo con lui, abbiamo discusso, lui lo ritiene un allenatore più scarso di altri, va benissimo, ci spiega il perché. Io andrò da lui ospite molto presto perché volevamo registrare delle cose, così si crea il confronto ed è pure più bello, pure più interessante. Se siamo tutti d'accordo non serve a niente. Nel gruppo c'è chi difendeva Gattuso, Otis, tifoso dell'Atalanta, difendeva Gattuso. Assolutamente, esatto, e quelli sono i punti di vista esattamente così. Bella squadra d'Italia, ma Polonia non ha giocato, dice il buon Raffaele.
Beh, c'è da dire che con gli spazi che ha lasciato Comunque, la Polonia, l'Italia poteva Valerio, vincere 4-0. per tornare Dimmi. per tornare al calcio giocato, stasera abbiamo visto un pochino di quell'Insigne che tu, pronto? Mi senti? Sì, ti sento. Di quell'Insigne che abbiamo utilizzato dietro ai tre più pedagni, A me mi sfruguliano un poco queste idee qua. Ma che lo Io dico che li facciamo a pezzetti se gioca come gioca stasera Insigne. Ma tu lo vuoi sottopunta o sempre dalla sinistra come lui è abituato? No, sottopunta, ma anche con capacità di andare a chiudere sulla sinistra e quindi fare densità in quel punto là per offrire una sponda per qualsiasi evenienza, per qualsiasi altro tipo di giocata. Io credo che ultimamente Insigne si sta muovendo anche di più su tutto il fronte d'attacco, perché se Mertens da sottopunta si muove e cerca anche spazio sulla sinistra, Insigne va ad occupare quello spazio. Quindi noi, secondo me, Insigne lo vedremo naturalmente più vicino, più centrale, vicino alla porta, anche con possibilità di chiudere. Anche, sì. E secondo me, senza farlo partire proprio al posto di Mertens, ma sempre partendo dalla sinistra, perché lui fa anche il lavoro difensivo su quella fascia che è importantissimo, secondo me lo rivedremo anche in fase di chiusurazione molto spesso. E fatemi ringraziare l'ottimo Luigi Della Vecchia, che non smette mai di supportare e di bravo amore. Valerio, ma questi sono tutti parenti tuoi? Bravo, ma pure voi siete nello stato di famiglia, voi ovviamente. Grazie mille Luigi, e grazie, e vediamo chi si associa al signore Elpidio. L'Italia, vediamo un pochino. GG, l'Italia è stata come sempre poco cinica, Bernardeschi è inutile lì a destra, dobbiamo inserire altro, che ne pensi Vale? Ma lo stesso Berardi è entrato, ha fatto gol e ha giocato bene. Bravo, ha preso il posto di Bernardeschi sulla fascia destra, è entrato, ha fatto gol. Come vedi, il buon Bernardeschi è sempre il stesso discorso, cioè, gioca a cazzo di can, gioca da solo. C'è poco da fare, se gioca così da solo non sarà mai un grande campione. Scusami un attimo Luigi, ma a Bernardeschi non lo vedete un'altra volta sgonfiato rispetto all'anno scorso? Perché noi l'abbiamo visto che si era ingrossato tantissimo rispetto al tempo della Fiorentina. Tu dici che adesso sta facendo il percorso inverso perché troppo appesantito e quindi mo se ne deve scendere un pochino. No, io lo vedo proprio sgonfiato. Non mentalmente o fisicamente? No, vabbè, a parte mentalmente, ma dico proprio a livello proprio di muscoli. Se voi ve lo ricordate com'era nella Fiorentina e come è aumentato di peso appena entrato nella Juve, adesso invece ha avuto un'involuzione. Secondo me ha perso tranquillamente 4-5 kg, ma di muscoli, ma non lo so se erano muscoli o era acqua, non ho idea. Hanno messo poco fuori al balcone. Ci vorrebbe qualche juventino che ci dicesse la sua, no? Se li abbiamo qua in live, oppure è solo la mia televisione che me lo fa vedere così, cioè. Ma di Massimo, io ho fatto caso. Conosco qualche juventino, purtroppo l'altra volta ti raccontavo. Cioè Agricola che Amis l'ha messo, gli ha tolto liquidi, Agricola. No, loro neanche, diciamo, lo vedono di buon occhio Bernardeschi. Infatti quando ci sono state le voci che potesse insomma venire a Napoli ce lo davano ben volentieri, addirittura in cambio di Milik. Pensa tu, le 3 cose più utili di Milik. Io adoro le 3 cose più utili di Milik. È una rubrica molto apprezzata anche nel gruppo. Ragazzi, allora, fermi tutti, vi devo bloccare un attimo. Io voglio entrare Rino Bailo in questa...
in questa cosa. Uscirei io, però poi ho paura che No, dai, esco io. No, fermi, ragazzi. Io domani c'ho il turno di mattina, mi devo alzare alle 4:30. Quindi io già sto sforando. Vi saluto io, mi ha fatto assai piacere e lascio il posto a Lino. Grazie. Ciao, buonanotte. Approfitterei per salutarvi pure io, che vado pure io dai, a dormire. Va benissimo, ragazzi, quando avete bisogno voi potete lasciare in qualsiasi momento. Ciao Alberto, grazie per essere passato. Un bacione ragazzi, ci vediamo. Ciao a tutti. Ciao Walter. E ciao Walter, un abbraccione. Grazie sempre. Ragazzi, allora Lino, tu il link ce l'hai, sta nel gruppo, ti ringrazio sempre e rispondo a questa tua domanda, ma ti voglio rispondere in faccia. Se c'hai il telefono, se c'hai le cuffiette, anche solo un attimo appari in TV, giusto per soddisfazione, per far vedere agli amici bellini la tua presenza. Avreste preferito come modulo di base il 4-3-3 per poi passare al 4-2-3-1 a partita in corso? Chiedo a Bepi. Decisamente sì, l'altra volta già ti ho detto che almeno a mio parere modestissimo questo Napoli in questo momento li vedo leggermente in sofferenza, proprio perché secondo me ancora non gli è entrato il modulo. Non è che magari non piace questo tipo di gioco, ma probabilmente ancora non gli è entrato in testa a diversi giocatori. Primo su tutti Mertens, è vero che lui si diverte tantissimo nel ruolo, ti voglio dare ragione, però li ho visti un po' demoralizzati, non lo so, come se non avessero idee, come se questo modulo non ragazzi, scusate, hanno dato 7,5 a Insigne, il migliore degli azzurri. Sono partiti i voti della Rai. 7,5 voti della Rai. La Rai. Vabbè. Sì. Secondo me è un po' quello il problema. È una mia impressione, però te l'ho detto l'altra volta. Secondo me con questo modulo ci sono dei giocatori che fanno difficoltà. Sicuramente non pensano all'ammutinamento, tutte quelle minchiate là, perché sappiamo che il Napoli è facile a queste storie. C'è stato un chiarimento anche con Gattuso, perché insomma, però alla fine il 4-3 secondo me è proprio nel DNA di questa squadra. Poi, è vero. Io sono d'accordo che loro stanno facendo adesso anche uno sforzo di applicazione, per questo a volte la manovra ne risente un pochino, perché alcune posizioni, alcuni movimenti senza palla anche in fase difensiva sono ovviamente diversi, e quindi tu devi fare un pensiero in più. Col 4-3 sei proprio a tuo agio. E faccio un esempio prima di passare la parola del Pidio. Quando Gattuso viene punzecchiato da Marocchi, che gli dice: ma tu Fabian perché non lo fai giocare a sinistra come mediano invece che a destra? Gattuso lo guarda e dice: comba, ma secondo te che venivi tu a dovermelo dire? Io l'ho provato e lo volevo mettere a sinistra, è lui che si trova meglio a destra, e quando lo metto a sinistra perde la posizione, si trova un po' spaesato. Allora, noi facciamo tutte le nostre ipotesi ovviamente, ma chi poi vede le cose dell'allenamento è il signor Gattuso. Quindi lui sa che Fabian può rendere meglio a destra perché si trova lui meglio e quindi è più naturale in certi movimenti. E faccio entrare, lo vedo nello sfondo, non è l'Immobile, ma è un grandissimo top player. Ah, l'avete visto per un attimo, solamente il nome? Ritornerà e sarà una grande sorpresa e una soddisfazione mia personale, un po' di tutti. Eccolo, lo vedo. È in notturna? No, sto in pausa lavoro. Pausa lavoro, l'ottimo sì. Luca De Lì. Ho 10 minuti di pausa. 10 minuti di pausa. Sì. Luca Denise da Torino, sei lì in questo momento? Dal paese dei Gobbi, sì, esatto. Grande Luca. Il paese dei Gobbi brutti, sì. Ciao Luca. Ci troviamo facendo, abbiamo l'ottimo Lino Bailo che ci dà anche lui. Ciao Lino. Grandi ragazzi, mi sentite? Purtroppo non sono attrezzato, non ho le cuffiette, un saluto al volo. Va benissimo Lino, ti ringrazio per tutto il supporto. Grazie a voi ragazzi.
Un abbraccio Grazie. grande a tutti. Ciao Elpidio, ciao Baby. Salutami la tua bella. Un Abbraccio bacio. forte. Ciao, buona serata. Sì, mo trovo- Si è saltato il volo. Stavi dicendo? Vai, finiscila. Finisci la frase. No, dicevo, adesso come si stacca? Caccia. Va bene, ti caccio io, ti bacio forte. Basta che spegni, che chiudi la cosa. Ma rispondi alla domanda però, Sì, risponderò. Adesso facciamo rispondere anche agli amici. Ciao. Ciao ragazzi. Luca. Sì. Che Ecco. piace Insigne? L'hai vista? Non lo so. È stato il migliore della serata, dicono anche sulla Rai. Quindi. A me Insigne piace sempre, a prescindere. Poche volte cicca la partita. Ed è vero. E la domanda che ci faceva Lino Bailo, ti coinvolgo anche a te in questa cosa, non avreste preferito partire col 4-3-3 di base e cambiare sul 4-2-3-1 durante la partita, insomma in corso d'opera in caso di necessità, oppure... Ma tu dici col Napoli o stasera? Sì, con Napoli, no? E io l'Italia, noi ovviamente guardiamo... Napoli, no. Ma io il Napoli ti dirò, io lo vedo in realtà col 4-2-4 lo vedrei. Ah, quindi più offensivi. Sì, e poi in fase difensiva col 4-4-2. Io lo vedrei così. E praticamente 4-2-4 e chi gli interpreti dell'attacco? Sempre quelli che vediamo? Sì, sempre quelli di adesso, sì. Ok, quindi ancora... Guardate chi c'è, ragazzi, guardate chi c'è, l'ottimo Viola Canadese. Ciao grande. Ciao amico mio, questa è una live, diciamo, tra amici, tra di noi, ma tu sei il benvenutissimo. Ovviamente si è parlato di Italia, si è vista l'Italia, ma stiamo facendo anche delle digressioni sul Napoli. Elpidio, per quanto ti riguarda, 4-3-3, 4-2-3-1, come la vedi? Io so che tu hai un'idea alternativa. Sì, io ho l'idea di provare sto benedetto ragazzo che viene da Verona, perché io penso che questo qua c'ho quasi una mezza scommessa pure con te, questo cambierà il Napoli alla grande, perché col fatto dell'interdizione che ha Rachmani e l'elemento in più che ci darà è fortissimo riuscire a intercettare quei palloni che proprio ci servono per lanciare Osimhen. Io vedo una caterva di gol con Rachmani e Osimhen, ma proprio tanti, perché io l'ho seguito parecchio nel Verona e a me questo qua mi piace proprio assai, capito? Cioè, questo l'anno scorso è stato il difensore che ha preso più palloni in quella fascia d'aria proprio critica, dove normalmente a noi ci facevano male. Quindi aspetto, poi mi dispiace, io ho letto qualche dichiarazione sul fatto che lui stia cominciando ad essere pure un po' scontento, perché lui è stato preso chiaramente con la paura che andasse via Kalidou. Cioè tu è un signor giocatore, non ci possiamo permettere di non averlo mai visto. Questa è una cosa che mi dispiace moltissimo. Sono d'accordo sul fatto che adesso è arrivato il momento. Io non avevo fretta, come ben sai, però adesso per esempio c'è stato questo momento di pausa lungo e poi ci saranno partite una continuazione, una dietro l'altra, che si ripeteranno. Quindi sicuramente sono convinto. Mi auguro che lo vediamo. E poi, rispondendo sempre alla tua domanda sui due moduli, io penso che cominceremo a vedere una squadra molto camaleontica, perché adesso i punti contano. I punti contano e Uzzala, secondo me, lui qualcosa di piacevole gli sta venendo, al di là di tutte le dichiarazioni, tutto quello che è uscito fuori anche nell'ambiente napoletano, sul discorso che non deve avere il braccino corto e quant'altro. Lui è molto pragmatico su queste cose, però ha anche la capacità di cambiare la partita in campo, e secondo me lo vedremo proprio
con il Milan questa squadra che si modulerà, questa volta saremo noi che ci andremo a spalmare su di loro. Per me gli facciamo male fisico, sono più che sicuro. Lo spero. Luca, tu come la vedi questa Milan-Napoli? No, ma non lo so, non ho idea. Bisogna vedere la pausa come si mette. Vero. Perché noi dopo le pause non è che facciamo belle figure poi al ritorno, quindi non ho idea. Sì, però Poi Luca, Milan guarda, quest'anno stai attento, forte. però dobbiamo guardare questa pausa come una cosa importante, al di là del fatto che Osimhen si è fatto male, però il fatto che abbiamo avuto Elmas che ha fatto un partitone con Ma sai cos'è la il problema? Sai Macedonia. cos'è il problema? Che c'è troppa pausa nazionale, non c'è una preparazione poi dietro, quindi è troppa pausa, sono 2 settimane di pausa nazionale, quindi Ma questa cosa l'hanno avuto un po' tutti, Sì, al di no, là anche di per loro, tutto. certamente. Però noi sono 20 E giocatori fuori, quindi non lo lo so, so. ma vuol dire che abbiamo pure 20 giocatori forti, cioè io Sì, ma basta sicuro, avere ma noi paura, siamo ragazzi, forti, secondo me, ma quest'anno basta nessuno avere ci ha mai. paura, basta avere paura. Questo è il Napoli più forte, secondo me, Ascolta, parlano tutti di da Inter tantissimi Rosalunga, anni. ma E parlano tutti di Inter, quindi, Quattorino anche, Quattorino cioè, Inter, Juve, parliamoci Inter, Juve. chiaro, l'Inter ha un No, gioco medievale, ma non c'è un gioco paragone. medievale. Cioè, Quest'anno non c'è non paragone. perché siamo, ma a me mi soddisfano un poco. E anche su Insigne, voi lo sapete, io Insigne sono un censore di Insigne, mi spargo di cenere i capelli qua, e comincia ad essere maturo, e Sì, no, Insigne è vero. quindi è ora che comincia a tirare fuori le cose, meno qualche tiro a giro in meno e qualche piattone in più, Esatto. lungo linea, e gli fa male molto più Io spesso del tiro a giro. Io vedo spento Mertens quest'anno, cioè da quando ha cambiato modulo, lo vedo proprio spento. Anche Lo so, come... Quello che ti dicevo io, Valerio, poi d'altronde. vedo Mertens, proprio lo secondo me, sguardo spento. è vero, secondo me non è che si stia divertendo poi così tanto. No, zero. Cioè, non è No, facile. Vabbè, però ti dico, io non non posso dire che mi sbaglio perché disperiamo. no, assolutamente. L'anno scorso c'è stata la stessa situazione prima del 4-1 famoso con Lecce. Eravamo fortissimi, Ancelotti mette qualsiasi modulo e va bene. Dopo il 4-1 con Lecce ci siamo spenti. Io in quella partita ho avuto stessa impressione che ho con Mertens. E c'eravamo proprio, facevamo una stagione di merda. Infatti abbiamo fatto una stagione di merda. Perché a parte Ancelotti a parte, i giocatori non giocavano bene, mentalità da squadra di seconda categoria, quindi speriamo che non facciano la stessa fine quest'anno. Nel frattempo mi chiedono, mentre ho lanciato al volo il link al Viola Canadese, che se c'è e ce lo prendiamo alla grande, perché è un'ottima addition si dice in inglese, e quindi se lo riusciamo a beccare va bene. Valerio Maramani terzino. Allora Vincenzo a 3 destra con Yuri, a 3 no, dai. centrale, e no. serve la spinta del terzino vero e proprio. Non lo adatterei, specialmente come si dice, nell'esordio. Lo vorrei nel suo ruolo naturale, che è il terzino, che è il difensore centrale. No, ma ragazzi, ma c'è Isai che sta facendo una stagione favolosa, è più terzino. C'è Isai, per me va benissimo Isai. Isai pallone d'oro. Ma sicuramente Isai, non sta sbagliando una partita Isai, perché dobbiamo avere un terzino sinistro al posto suo? No. Luca, questo è per te. Lino Bailo va per Luca il kamikaze, che senza paura è andato a pugnare nel feudo Sabaudo e a dire la tua. Com'è stata l'esperienza? Non vedevo l'ora. Quel giorno io non vedevo l'ora, speravo mi chiamassero, guarda, figurati. Sparano un sacco di cagate, non sono obiettivi, sono superficiali, sono
tutto loro. Qui a Torino è così. Fanno solo ridere, secondo me. Solo ridere. Poi dispiace perché quello che è, come hai detto tu, la superficialità, perché se tu non hai approfondito l'argomento non puoi liquidare dicendo la sentenza ha detto, e non lo sai, perché non sai come sono andati i fatti. Ma allora quindi... si affidano a un protocollo che è stato firmato dai presidenti, tra cui De Laurenti era pure contrario, l'ha firmato perché essendo in minoranza l'ha firmato, ma poi è un protocollo contro la salute, ma i giocatori sono cittadini, sono persone umane, non sono supereroi, quindi se c'è un rischio Covid, un rischio pandemia, tu blocchi la squadra, punto. Ma non esiste che vanno in giro, tipo CR7 va in giro per il mondo, aereo privato, ma quando mai? Ma poi la questione CR7 che aveva lasciato la bolla, eccetera, è stata messa a tacere? Che la coprono loro, ma c'è ancora il procedimento, c'è ancora tutto. Solo che loro lo mettono a tacere. Come avrebbe detto il buon Saverio Solito, no, perché poi noi siamo i furbetti. Però se noi giocavamo Juve-Napoli e CR7 era contagiato, noi eravamo i colpevoli, capito? Ci dicono addirittura che nella live dove tu sei andato, se hai partecipato, bannavano chi ti dava ragione, perché ci sarà stato sì. Vabbè. Poi là diventa triste, che io quando sono dovuto andare a pugnare uno contro tutti, là non bannava nessuno, che ne dicevano di ogni, io in sottofondo le leggevo. Ragazzi, ma poi tra quelli c'era un campano napoletano, cioè un napoletano campano juventino, l'avete visto? Uno solo, ne conosciamo tanti. Che mi faceva 3 con le dita come sfotte. Che 3? Ma mica avete fatto 3 gol, ma 3 gol che? Ma no, 3 sono i neuroni che hanno in testa. Ma neanche. No. Sono già Buonasera a tutti. L'ottimo Gabe Viola. Ciao Luca, buon lavoro. Ciao. Ciao Luca, grazie di essere stato e grazie sempre. Figurati. Ciao. Per il tuo supporto al canale. Grazie mille. Gabe, come stai? Un po' movimentata. Qui in zona mia c'è una tempesta, c'è un vento che pare c'è allarme tornado anche, quindi bene. Ricordiamo agli amici in ascolto, lasciate qualche like per Gabe Viola Canadese. Grazie. Che ci è passato a trovare, è stata un'improvvisata, a noi ci piacciono queste improvvisate. Ti ringrazio per l'invito, è un onore per me. Assolutamente sì, e lasciate qualche like, ragazzi. Per chi non lo sapesse, lui canadese perché vive a Toronto, e vedo gli alberi che si muovono dietro di te. Sì, ora io vivo a 150 km da Toronto, in mezzo ai lupi, infatti oggi mi ha anche attraversato 2 o 3 coyote, così tanto per divertimento, hai visto? Proprio così, capito? State attenti. State a corto, come dite a Napoli, appunto. Gabe, hai visto la partita dell'Italia per caso? No, io l'abolirei le nazionali, soprattutto in questo periodo di Covid, quindi, perché poi rientrano coi cadaveri e poi si parla di campionato falsato e tutti a fare polemica, quindi sarebbe meglio che, per me, anche Hoppe, purtroppo, questo mi dispiace per chi le fa le Hoppe internazionali, tanto la Fiorentina non le fa, quindi purtroppo c'è poco, però siccome si parla di sicurezza nazionale, di sicurezza appunto della salute, per me tutte le competizioni internazionali andrebbero almeno bloccate per un po', perché poi si trova persone appunto giocatori che tornano col Covid e poi appunto partono le polemiche, le regole non sono precise. A questo punto si tiene appunto una specie di bolla Italia, una bolla per ogni paese, e poi quando i casi sono diminuiti si ricominciano le competizioni internazionali. Vale per nazionale, vale per coppe anche, secondo me. Sono d'accordissimo. Però mi dispiace per chi fa le competizioni internazionali, perché giustamente se le ha guadagnate sul campo e non sono decisioni facili, assolutamente. E c'è anche la soddisfazione di giocare in nazionale. Io capisco esatto. quello, perché i giocatori ci tengono molto, però facciamolo in un altro momento. Però, capito, come diceva scusa, non mi ricordo il nome della persona precedente, però diceva anche i giocatori sono cittadini e comunque se si ammalano anche loro, poi non è che perché sono giovani sportivi sono tutti sani. C'è anche purtroppo in campionati stranieri giocatori in forma senza particolari patologie si sono ritrovati in terapia intensiva, quindi come si dice, o comunque la possono attaccare a persone che sono più deboli di loro, quindi ragazzi, è un cane che si morde la coda, è una situazione
permettetemi il francesismo, di merda. Scusa. Ci sta tutta. Il buon Luigi che dice che anche lì, Luigi, ricordiamo, anche lui, sbaglio se dico Missouri, mi pare Missouri, anche lì c'era allarme tornado, poi ho capito anche perché si chiama tornado, perché viene ogni anno e dice sono tornato, e quindi giustamente il buon Pepi, il buon Pepi l'ho visto. No, bene. Era meglio da leggere che da dire. Quando la dici perde molto, secondo me. Non è vero, bravo. Io ti dico, sto una mezz'ora poi da mandare, perché ho un'intervista che poi farò in questi giorni anche con te, con un altro youtuber di New York, tifoso della Lazio, non so se lo conosci, Eagle NYC 79, è un tifoso della Lazio, vive a New York anche lui. Ah, benissimo, allora tu poi mi metterai in contatto, perché mi fa piacere allargare. Io della Lazio non ho mai chiamato nessuno e ragazzo bravissimo, infatti siamo un po', come si dice, noi youtuber nordamericani dobbiamo fare una specie di alleanza, diciamo. Mi piace tantissimo questa cosa qua, assolutamente. Vai quando devi andare, non ti fare nessun problema, e poi ci metteremo in contatto anche per espandere questi contatti extraeuropei. E il video come va? Come tutto a posto, no? Mi sto divertendo tantissimo. Poi sono contento di sentire il canadese, perché è molto simpatico. Poi mi piace questa cosa che ci siano anche persone al di fuori della nostra napoletanità. Questo è un valore aggiunto. Domanda: in tutta questa cosa. Le competizioni europee vengono spostate dopo il campionato, quindi per l'estate. Vedo Bepi che dice di no, dici la tua. Dobbiamo recuperare un europeo, dobbiamo affrontare i mondiali, i nostri giocatori quanta batteria devono avere, un po' di riposo lo devono avere, giocano ogni 3 giorni, li ammazziamo, facciamo prima, cioè facciamoli prendere il Covid a sto punto, cioè capite che voglio dire, No, Bepi, non sono d'accordo, perché con i soldi che prendono devono giocare 365 giorni all'anno, proprio per un fatto etico. Guarda. Esatto. Il difficile è quello, non arrivi, poi tra 2 anni cosa facciamo? Li buttiamo, li buttiamo? Si buttano, pensiamo a un operaio che lavora 365 giorni all'anno all'Ital Cider, che ci ammarisce. Ragazzi, ma un operaio al tornio, più partite o un saldatore, esatto. Vanno in vacanza 2 o 3 settimane l'anno e prende 1.000-1.500 euro al mese. Ragazzi, i calciatori si allenano 2-3 ore al giorno al massimo e giocano 90-180 minuti al massimo. Magari non fargliele recuperare tutta l'estate, perché sennò poi finiamo come l'NBA. E soprattutto con i paracadute che hanno, però magari non solo tutta l'estate, 10 volte al giorno, e qua a Napoli costa 80 euro farsi il tampone. Anche qua 80 euro. Sì. Se non sei segnalato da ASL, paghi 80 euro su prenotazione. So che in Toscana era gratuito. In tutta Italia dovrebbe essere così. Io sono in Trentino, provincia autonoma, e comunque funziona così. Mio padre e mia madre mi hanno detto che non hanno pagato niente in Toscana, non lo so sinceramente. Se sono segnalati dall'ASL. Non hanno pagato niente perché probabilmente funziona il discorso del, diciamo, di una sanità di prossimità che funziona. Qui invece io abito nell'Alto Casertano, quindi siamo al confine tra Lazio, Abruzzo e Molise. L'ospedale più vicino è a circa 40 chilometri. Qua devi andare nella sanità privata, come ci vanno pure a Napoli chi ha necessità impellente, che sta in 40 metri quadrati e si deve, casomai ci sta un caso e quindi bisogna fare in fretta per vedere chi bisogna isolare. Si tiene i soldi da cure, se no muore. Io non sono abbastanza preparato per parlare di sanità, assolutamente, quindi ma era giusto un inciso per tornare sul fatto di troppe partite, ma non per essere troppo critico con
volevo dire a Pepi però che la NBA insegna però fanno soprattutto in questo preparazioni atletiche periodo. totalmente fanno preparazioni atletiche totalmente differenti, si corre su un campo totalmente più corto e secondo me pigliano anche delle belle bombe in America, tanto mi dispiace dirlo, ma questo delle non c'è, io ti sostanze sto parlando sono legalissime che da noi sono anche illegali, in Europa anche giustamente, perché aumentano le probabilità di avere qualche tipo di cancro o malattie del sangue, quindi diciamo ma non c'è dubbio, ma su questo non c'è dubbio. Io magari sto non parlando facciamo un mese d'estate, però io dicevo magari facciamo come fanno da questo punto di vista in America, insegnano l'organizzazione di appunto fare a blocchi. Facciamo 3 mesi un blocco campionato dove si fa solo, poi c'è un mese dove il campionato magari si blocca o comunque rallenta e si fa un mese per le coppe, le competizioni internazionali, poi blocco campionato, però non i blocchini ogni 2 settimane, c'è una pausa di qua e di là, perché sennò mischi gruppi di lavoro differenti di differenti stati, allora e appunto ci sono i contagi, poi c'è gli infortuni, già le squadre sono decimate dal Covid, poi ci metti anche gli infortuni. Io per lavoro faccio il planner, quindi devo pianificare produzione. Secondo me, il mio modesto parere, bisognerebbe fare a blocchi tutto l'estate, forse ha ragione Bepi, poi questi schiantano perché alla fine sono comunque umani. A prescindere, ma poi ricordiamoci che noi i giocatori che abbiamo di proprietà di una squadra, che sia la Fiorentina, Napoli eccetera, non è che ci servono solo quest'estate per finire il campionato, le coppe, quello che è, ci servono l'anno prossimo, qualcuno l'anno successivo ancora, paghiamo milioni per finire come Gulam? No, però ho capito, non sono nemmeno operai, si spaccano la schiena tutti i giorni. Indubbiamente, io non sto mettendo a paragone le due professioni. Io ho fatto il panettiere per tanti anni, mi alzavo, andavo a lavorare alle 10 di sera e tornavo alle 8, 9 di mattina. E se ti dico la paga, non è che ridi di più. Però non è quella la questione. I giocatori purtroppo sono umani, non possiamo fare un tour de force così, li perdiamo presto e i giocatori sono un investimento, sono soldi in mezzo a un campo. Purtroppo io la vedo così, sbaglierò, è una mia idea. No, ma metti un punto, hai una visione corretta. Il discorso è che secondo me deve cambiare tutto il sistema. Allora. Esatto, deve cambiare tutto perché il sistema. Perché qua ormai è totalmente il liberismo, il capitalismo del calcio e non ha più nulla a che vedere con lo sport, secondo me. Purtroppo è così, il calcio sono anni che è diventato solo capitalismo, punto e basta. Allora, io sono di questo parere. Non mi permettono di andare a lavorare perché c'è il coronavirus, perché in Italia così sta funzionando e il buon zio Elpidio mi può insomma anche smentire. In Italia succede questo, tu non puoi aprire il negozio perché c'è il Covid, però tu puoi giocare a pallone. Però i dilettanti non possono fare attività fisica né nulla, però... Io se voglio fare la partitella, come diceva il buon Valerio prima, io non la posso fare. Se voglio andare portare mia figlia in palestra, la palestra è chiusa. Mio fratello con la moglie, mio fratello è marittimo, la moglie c'ha una palestra, è chiusa da 3 mesi, però è stata chiusa pure da marzo, ma nessuno gli dà i soldini. Cioè, quindi che vuol dire? Allora, o blocchiamo tutto o non blocchiamo niente. Sto uscendo fuori, insomma, dell'argomento perché adesso iniziamo a parlare di cose che non c'entrano niente con il calcio, però a sto punto qua c'è questo grande rischio pandemia, stiamo bloccando città, stiamo facendo fallire le attività, blocchiamo il calcio. Chi si salva, chi non si salva, non si salva. Infatti su questo discorso sono anche abbastanza d'accordo, mi dispiacerebbe per le società minori, però aspetta, come dicevi te, il discorso che mi viene a fare Marotta, il calcio va in default e tutto, per me lascia il tempo che trova, avevate a pagare i giocatori meno e a ridurvi lo stipendio voi manager, visto prendete anche manager 4.000. Ora, poi io passerò da comunista, però capito, il discorso è che io mi vengono a dire che il calcio fallisce, però la piccola e media impresa non fallisce, oppure ma le stesse multinazionali si stanno organizzando per cambiare, perché la multinazionale del calcio non lo può fare, visto lo fa il McDonald's, visto lo fa le grandi aziende farmaceutiche, lo fanno le grandi aziende delle macchine, perché il calcio non lo può fare? Il famoso juventino amico mio di Riva qua, lui è un tabacchino che sta perdendo attualmente, comunque lui è sempre aperto perché ha l'obbligo di stare aperto per via che vende giornali e tabacchi, quindi vende per lo Stato. Lui sta sotto dell'80%, cioè lui praticamente sta perdendo l'80%, ma non che incassa l'80% in meno, no, sta a meno 80%, cioè non solo ha perso tutto l'incasso,
ma ci sta rimettendo l'80% di quello che avrebbe dovuto incassare, e parliamo di incassi e non di guadagni. Che No, ma ma infatti, voglio come ha dire, scritto bene Vincenzo Saetta, ha detto, dice, secondo me non è giusto dire ma quello che guadagnano, se vengono pagati troppo non è colpa del... Esatto, è il sistema. Io non accuso i calciatori, perché se a me mi dicessero, Gabriele, ti diamo 3 milioni di euro per fare quello che fa, a voglia, ma sicuro, ma diciamo te rifiuto, non so mica un ipocrita e dice, ah no, perché io ci tengo alle tasche mie, se me lo... però il sistema deve cambiare. Per forza è il sistema che è sbagliato. Per e me, se la gente dice no, non ci stiamo, ho capito, allora fallite. Guarda, mi vorrei collegare, però apriamo e chiudiamo la parentesi, Vale, perché altrimenti non ne usciamo più, alla questione che è successa col Napoli contro la Juve, che non si sono presentati, bla 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 bla. Là è tutto sbagliato, perché se un ente che è come quello dell'ASL, o che sia stato indotto, non sia stato indotto, ti dice tu dalla Campania non puoi uscire, il calcio e tutta la FIGC si devono solo inchinare, perché davanti a un ordine di un'autorità come l'ASL, che comunque sì è provinciale, ma comunque è regolata dalle leggi dello Stato, tu non puoi fare come ti pare. E Agnelli ha detto una grande cagata quando ha detto noi saremo partiti, tu non ti muovi, perché altrimenti io ti denuncio, ma non in un tribunale civile, in un tribunale penale. Però, io figurati se un fiorentino deve difendere la Juve, non mi permetterà, anche perché secondo me la Juve qua c'entra giusto un discorso Napoli-Stato. Il discorso è che sembra sia venuto fuori che il vostro presidente abbia voluto fermare il Napoli addirittura prima che l'ASL dicesse. E soprattutto un'altra cosa, il problema qua viene fuori anche per una troppa diciamo questa cazzata di fare il federalismo in Italia, che si vuole dare troppo potere alle regioni e quindi ogni sanità ha il proprio potere nelle regioni. Io sono d'accordo di fare un federalismo, vivo in uno stato federale come il Canada, funziona bene, ma certe cose si rimangono comunque in mano allo Stato allo Stato federale, allo Stato centrale. Viola, ti posso fare una domanda? Viola, ti posso fare una domanda? Volentieri. Sei al corrente che è successo che stasera la Norvegia non è partita per fare la partita, perché lo Stato gli ha detto tu da qua non ti muovi. Ma okay? Se lo Stato gli ha detto così è giusto. La UEFA... scusami una cosa, a noi ci ha detto lo Stato, non ci ha detto... ma poi ve l'ha detto un ente regionale, però. No. Allora, scusami, Viola, attenzione. Si corre l'errore in cui spesso noi italiani incorriamo è quello di non conoscere come funziona il sistema Italia. L'ASL è lo Stato, non è la regione Campania, perché noi non siamo, l'hai detto tu prima, non siamo uno Stato federale. Okay? Sì, è vero, è vero. E allora l'ASL, allora le regole vanno cambiate, perché purtroppo le sanità funzionano. No, aspetta, no, ma non me ne frega niente, no, ma senza per... Dico, adesso l'UEFA cosa farà? Darà il 3-0 alla squadra che doveva incontrare la Norvegia? Non hanno fatto una piega. Non lo so, è troppo, per me è troppo difficile a parlare. Infatti io non stavo dicendo sto dalla parte, sono contro il Napoli, io sono abbastanza... ma guarda che tu sei entrato dopo, noi già l'abbiamo premessa, a noi dei 3 punti, anzi dei 4 punti, non ce ne frega niente. A noi ci interessa solo che venga modificato il dispositivo della sentenza che ci ha riempito di merda. È vero, quello sì. Perché quello là è stato fatto... no, è quello sì. Perché se te l'avessero fatto a te, ti avessero detto che tu sei un Viola Farabutto, che non sei sportivo, che giochi di sotterfugi e tutto quanto, i coglioni ti sarebbero girati, no? Ma infatti, secondo me il discorso è che qua si infanga il buon nome del Napoli, dei napoletani. Però esatto, come società. La colpa non è solo dello Stato che fa queste cose. Secondo me non ne abbiate offesa, io non sono un simpatizzante di De Laurentiis, la colpa è anche un po' di De Laurentiis, che cerca sempre è questo l'errore in cui ti prego, sei troppo intelligente per entrare in questo discorso De Laurentiis. A De Laurentiis
toglilo da mezzo in questo momento, non ce ne fregano un cazzo, perché noi quando parla De Laurentiis a noi ci fa solo un danno come squadra. Infatti è quello che volevo perché dire. quello è un one man band, non ha... No, ho capito, dico, ma che ci possiamo fare noi se non si affida, che ne so, a una persona che gli cura l'immagine, oppure che va davanti alla televisione, tipo Marotta, che si fa sentire? No, non ce l'abbiamo. Ma cosa c'entra questo? Adesso stiamo parlando io e te, che siamo sportivi, ma io ci piaceva non le sono in calcio. disaccordo con te. No, non mi hai fatto finire di parlare. No, ma lo so, ma figurati, sto dicendo, ma allargando il discorso a tutti i tifosi, soprattutto a quelli che stanno dietro le tastiere e che non hanno un cazzo da fare perché probabilmente non se lo godono la vita, capito? Gli manca qualcosa, hai capito? Soprattutto a quelli là, i piemontesi, che gli frulla sempre. Dico, ma ci vuole tanto un attimo in questa cosa, cioè qua c'è sta gente che sta a morire di questa cazzo di malattia, no? È vero. Ma almeno vogliamo dimostrare una volta ogni tanto che siamo tutti quanti uniti. Sì. Allora è normale che io dica io non sono napoletano, io non sono italiano, ma sono napoletano, no? Che mi tiro fuori da questa cosa e dico che secondo me Insigne in nazionale non c'ha dei a giocare. Un po' una cosa estrema, diciamo. Io se fosse Insigne, che i soldi che te ne Insigne mi convoca la nazionale, ti dico, compa, finché non moderate i termini con Napoli, io non me la metto la maglia azzurra, perché non mi sento rappresentata a sto stato. È forte, intervengo. Tutto qua. Io non mi addentro in una cosa del genere perché non sono napoletano e non vorrei dire una stronzata e offendere Napoli e i napoletani, che sono una città e una popolazione che rispetto veramente tanto, quindi assolutamente non ti rispondo, ma non perché non ti voglio rispondere e non sono d'accordo, perché no, ma era solo un discorso per farti capire più come la nostra identità, come ce la sentiamo sulla pelle. No, lo so, rispetto ad altri, perché se tu glielo vai a dire a uno juventino, lo juventino non per nulla porta quei colori là, perché non tiene una bandiera, non tiene una storia, non tiene un popolo alle spalle. E questo è quello che ci differenzia con gli juventini. Tu invece tu porti un coso viola in testa, non lo porti bianco e nero. Sì, no, ma a Firenze succede un po' una cosa simile. Alcuni fiorentini dicono la Fiorentina è la nostra nazionale. Fino a che lo vedi che torni al mio discorso. Ora, io non sono totalmente d'accordo perché mi sento italiano e tifo anche la nazionale italiana, che poi la snobbi un pochino, sinceramente, perché non mi interessano le partite della nazionale in questo momento, però si può dire. Però tornando uscendo fuori da questo discorso di identità, perché poi si entra dentro un po' una cosa politica, a me non diciamo, in un discorso sportivo poi diciamo, secondo me la politica lascia anche il tempo di trova, però diceva una cosa giusta, un commento sotto che diceva che la sanità è una questione territoriale. È vero, però il discorso è che non siamo uno stato federale, quindi la sanità dovrebbe essere una questione di stato, non solo una questione di singole regioni. Se purtroppo in Italia ci sono un sacco di regolamenti e fatti coi piedi perché non sono confusi, un regolamento che esclude quell'altro. È vero che non siamo uno stato federale, però la sanità si comporta come se lo fossimo perché è territoriale, quindi ridiamola in mano allo Stato, secondo me, il mio modesto parere, e poi dopo diciamo centralizziamola, perché nei paesi dove la sanità è centralizzata i casi di Covid sono molto meno e le morti sono molto meno e sanno come gestirle in maniera molto migliore. Ragazzi, vi blocco un attimo, fatemi ringraziare al volo ovviamente il grandissimo Luca Delise che non smette mai di supportarci. Dice: Colpo Copo ha avuto il coraggio di dire malati o non malati devono andare avanti, ADL ha ragione, non è partito, ora tutti positivi pian piano, perché poi stanno uscendo ovviamente numerosi esempi. Volevo anche sottolineare, visto che ci troviamo a parlare di identità, il nostro Marat, lui dice, lui è russo ma si sente napoletano, non è mai riuscito a sentirsi italiano, che è un bel, cioè lui è di origine russa, è nato in Russia, trasferito poi a Napoli,
Un soviet? No, sto scherzando. Sì, ma qua Gabe, tu sei capitato, tu a fianco a te, tu c'hai l'ottimo Elpidio, è un grandissimo esponente di quella roba là, quindi noi non dobbiamo nemmeno far capire troppo, perché chi ci segue lo sa e chi alcuni già mi bannano che non mi fanno passare. Ma voi due un sindacalista Elpidio è della FIOM, quindi ti capisco bene. Voi andreste d'accordo su tutta la linea e lo so che può nascere una bellissima amicizia, vi metterò in contatto per altre cose anche. Comunque, per chiudere un attimo il discorso, questo dell'ASL l'abbiamo toccato, ovviamente è una serata libera, va benissimo, oggi siamo veramente tra amici. Riporto, al di là del discorso generale di regionalità e di Stato, il protocollo proprio del calcio, quello che loro dicono, il protocollo dice salvo intervento dell'autorità sanitaria locale, lo dice proprio. Quindi nel momento in cui è stabilito anche dal protocollo calcistico, loro non hanno potuto smentire il loro stesso protocollo e hanno dovuto insistere sulla motivazione: ma tu già non volevi andare tu perché hai disdetto il charter prima delle mail del sabato e della domenica. È lì che loro, per giustificare la prima sentenza, devono farci una merda e chiamarci sleali, poco sportivi, avevate paura, cioè hanno scritto proprio avevate paura sopra quella sentenza ufficiale. È questo che noi non possiamo sopportare, perché mai come quest'anno, credimi Gabe, noi ci sentivamo fiduciosi, cioè andiamo là. Per quello dico, secondo me non è colpa dei napoletani di Napoli, c'è una persona che su quello ha colpa, che secondo me si chiama Aurelio De Laurentiis. E non dico di no, perché De Laurentiis ha semplicemente ascoltato, visto che arrivavamo dal Genoa, dove sono diventati 20 positivi in un giorno dopo aver giocato e c'è il periodo di incubazione, quando ha ricevuto la prima cosa dell'ASL di Zielinski e di Elmas, De Laurentiis è andato nel panico. Io sono quello che è andato in riunione senza mascherina, mi hanno denunciato al Codacom, il Napoli è sempre attaccato a livello nazionale, Napoli si è fatto due calcoli, ha detto: prima di andare io a Torino fammi vedere bene se l'ASL mi sta bloccando o meno, e dopo la prima discussione, secondo chiarimento, terzo chiarimento, il chiarimento che la sentenza dimostra essere forza maggiore e lo dice. Quindi lui si è sentito un attimo, ha detto: io qua faccio 2 volte un errore, mi arrestano proprio. Io continuo a dire che lui ha fatto bene, ci perdiamo 4 punti, amen. Vincere non è l'unica cosa che conta per noi, non ci interessa proprio. Semplicemente fa male poi doversi sentire la sentenza e dice: furbacchioni, così, perché non è quello il caso. Era il momento in cui lui è pure scemo. Io una cosa ti do ragione, ma io sono prevenuto, sbaglio io perché sono prevenuto nei suoi confronti, purtroppo. No, fammi dire questo. Noi abbiamo sempre, anche Bepi è prevenuto, ma in generale noi non amiamo il personaggio De Laurentiis. Io dico una cosa che lui ha sbagliato: il messaggino ad Agnelli è un errore tecnico di fiducia. Tu ti sei fidato di un personaggio di cui non ti dovevi fidare, perché è una biscia, è una iena, che appena tu hai mandato il messaggino: guarda che abbiamo questo problema, l'ASL ci sta bloccando, sto contattando la Lega e contatto anche te, che bulim fa? Vogliamo ammiscare il messaggino? Vedere, no, Viola, tu il messaggino davanti alle telecamere non l'avresti mai nominato, perché sei un signore. La risposta di Agnelli è stata in Twitter: vero. Noi siamo pronti, ci stiamo allenando, noi è tutto a posto. È lì che noi coinvolgiamo la Juve, perché la Juve non c'entra in questa cosa, ed è vero, ma la reazione davanti alle telecamere, la pantomima, perché poi ci dicono che noi facciamo la sceneggiata, ma la pantomima davanti, che loro si allenano sotto alla pioggia e aspettano che si fanno le 9:30, perché ufficialmente loro rispettano le regole. Suarez, loro rispettano le regole, Ronaldo che lascia la bolla, loro rispettano le regole. No, vabbè, anche poi, soprattutto dopo il tweet di Ronaldo su quella, ma che era è uno dei miei giocatori preferiti a prescindere da dove gioca, però Viola, mo te ne dico un'altra. Se avessimo voluto fare veramente gli strunzi, noi i 13 positivi li facevamo uscire. Certo. Hai capito? Ci mettevamo un nanosecondo. Un nanosecondo.
Ragazzi, blocco tutto e passo a una domanda calcistica perché sennò diventa anche pesante. Noi l'abbiamo affrontata a lungo, quindi mi rendo conto che non vogliamo troppo anche ammorbare. Stasera gli scambi Insigne-Locatelli hanno ricordato la catena sinistra del Napoli di Sarri, ma i cronisti Rai dicevano che c'era somiglianza col Barcellona in Spagna. Mai menzionare il Napoli. Fabio Angelino, chiedo anche conforto a chi l'ha vista meglio, io l'ho vista troppo piccolina. Catena di sinistra, Palmieri, Locatelli, Insigne, Gabe, tu... Sì. Io non ho visto la partita. Quindi no, però perché è stato bravo Insigne che li ha imbeccati in questa densità. Sì. È stato proprio bravo lui ad accorciare moltissimo. Insigne ha accorciato moltissimo. Molto ispirato Insigne. E quindi li ha messi nelle migliori condizioni per fraseggiare in quella particolare zona del campo, e si trovavano a molto agio perché si trovavano smarcati, capito? Cioè c'erano i movimenti vicini, e quindi penso che Palmieri abbia fatto la migliore partita in nazionale fino adesso, e questo grazie ad Insigne. Devo vedere di più prima di dare un giudizio. Devo vedere più partite e meglio, insomma. No, vabbè, è ovvio che però l'intesa ci stava. Grande Locatelli pure lui, sì. E se avesse giocato Berardi da subito succedeva ancora meglio, perché Berardi gioca bene. Sì, effettivamente ha lasciato a desiderare Belotti. Qualcosa l'ha fatto su qualche passaggio di Insigne, ma per esempio il sinistro che abbiamo visto pure noi in diretta, che eravamo qui in live, Valerio, il sinistro poteva fare meglio, la tua espressione è stata effettivamente poteva fare meglio, però è andata così bene. Palmieri io l'ho visto, a tratti ho visto il Gulam il vecchio Gulam. Magari. Con quella... Infatti, per tornare al discorso di prima, il 6,5 che danno a quello là della Juventus, immeritatissimo, solo perché ha fatto 85.000 tiri sulle ginocchia delle persone. Chi è quello? È quello là, Bernardeschi. A proposito di Bernardeschi, che tu conosci bene. La domanda al Viola. Io lo stimo, Viola. Io lo stimo. Vai. No, vabbè, allora, senti un po', io ho notato una cosa. Finché giocava nella Fiorentina, Bernardeschi avevano un fisichino che somigliava più a Callejon che a quello là, quasi a uno che gioca il football americano. Va a Torino e mette su non so quanti chili di massa. Adesso ho visto che sta ritornando di nuovo magro. Che sta succedendo? Allora, lui ha dei problemi, ha dei problemi in famiglia piuttosto grossi, credo abbia problemi con la creatura, col figlio, e sta vivendo la situazione psicologicamente molto, molto male, quindi io credo sia appunto, non so appunto che tipo di dieta faccia, non lo conosco personalmente, No, dico, ma tu l'hai notata questa cosa? L'hai notata? No, è vero, ma alla Juve ingrossano tutti in qualche modo, io non me lo so spiegare sta cosa, quindi non voglio entrare in altri discorsi polemici, io dico solo alla Juve ingrossano tutti. Eppure non c'è sta né mozzarella, Comunque, Vale, se mi permetti, volevo dire una cosa a Gabe, che pure l'altra volta si è scusato 2000 volte del suo parere su Gattuso, ma fondamentalmente noi non ci offendiamo se ci dai anche un parere contrario al nostro, assolutamente no. L'offesa è come quel cretino di prima che è entrato, la camorra, la mafia, cioè là potrebbe essere un'offesa. No, non c'eri, Gabe, non c'eri, è stato un commento sporadico. Cioè, è l'offesa alla nostra intelligenza più che altro. Però se una persona che sia napoletano, non napoletano, ci viene a dire un parere contrario, noi non è che ci offendiamo, anzi poi capisco che molte persone saranno offese, ho visto anche commenti molto, molto negativi su di me perché ho detto
Ma a me piace molto come persona Gattuso, purtroppo come allenatore lo ritengo non di altissimo livello, ma è una mia opinione sola. Poi io ho esagerato anche un po' perché ho visto i messaggi e io accetto la provocazione e riprovo perché sono un po' stronzo. Quindi sì, ho detto che è mediocre, ma non lo ritengo mediocre, lo ritengo comunque un allenatore di medio-alto livello che a me non emozionano. A livello caratteriale molto mi emoziona, ma a livello tecnico-tattico no. Però quando ho visto i commenti offensivi ho iniziato a rincarare la dose perché sono stronzo, appunto. A me piace troppo Gabe, perché veramente, a parte che ci dà ulteriori spunti, perché come abbiamo detto anche prima, se fossimo tutti d'accordo finisce il dibattito e che caso, sì, detto bene lui, andiamo avanti, e così non servirebbe a niente. Ma poi c'ha una personalità sono quei giocatori che è giusto che sia così, è giusto che sia così, è giusto che sia così. Non mi vergogno di poco, anche purtroppo a volte mi ha messo anche nei guai sta cosa, perché qua in Nord America è così politically correct che dici una cosa, o sei razzista o sei omofobo o sei non ho capito. Qua non puoi dire manco una barzelletta che sei un fan di Trump, per esempio, cioè da una barzelletta a fan di Trump ti fa capire quanto si offendano qua in Nord America. Capito? Diciamo che io non mi vergogno di niente, non ho filtri e a volte mi penalizza molto, a volte mi fa stare simpatico, a volte mi penalizza molto, sinceramente. Elpidio, alla tua domanda ci risponde Brewer, che ci risolve i tuoi dubbi dicendo è una questione contadina, bucolica, direi quasi agricola. Sì. Stare come risposta bella pulita che solo su è molto sottile, sì, è poetica. È poetica, però io non ce lo voglio a Napoli, perché qua sta girando un'altra volta che la Juve sembra che ce lo sta riproponendo come uno scambio con Milik, non lo so quanto sia vero. Io Milik lo vorrei a Firenze. Vedi, meglio a Firenze a quel punto. Ma non ci viene, lui vuole giocare alle coppe. Noi purtroppo in questo momento con la nuova proprietà siamo Quando sento quel nome mi parte il 3. Ti senti quel nome chi? Milik. Quando sento Milik mi parte il 3. Le 3 cose più utili di Milik, qualsiasi cosa al mondo è più utile di Milik. Ok. In questo momento secondo me è un giocatore di altissimo livello. Sì, a Napoli è sempre il contrario. Facciamo sempre il discorso che a Napoli è finito il suo ciclo perché ha smesso proprio negli ultimi periodi, smise proprio di impegnarsi ed era chiaro nell'atteggiamento in campo, ovviamente, ma sono sicuro che perché Fiorentina dove Roma, Roma diventerà un campione. No, ma a me Milik piace, ma Osimhen è di un altro livello. A me Osimhen fa impazzire, grandissimo. Se lui aggiusta un po' la mira, Osimhen è un giocatore di assoluto livello, un po' anche fisicamente parlando, un po' alla Lukaku, uno che ti fa la punta centrale. Aspetta, Lukaku ha più esperienza, però quel giocatore che ti sposta 3 o 4 difensori così che quelli piccoletti dietro, fa le sponde, cioè lui aggiusta un po' la mira, è un fenomeno, ragazzi, questo Osimhen, ma è giovane, e già ha fatto vedere cose importanti, sinceramente. A me piace da morire Osimhen. Palo della luce. Grande acquisto di Giuntoli, perché voi avete uno in società che si chiama Giuntoli che è un fenomeno, altro che Pradè, che mi piacerebbe avere Giuntoli, altro che Pradè, sinceramente. Vedi Gabe, vedi, dateci Castrovilli. No. Io lì ve la do Castrovilli al numero 10, rinnova con la Fiorentina, sembra, quindi già che qua questa gestione societaria nuova è partita male, se poi vendiamo pure Castrovilli, mamma mia ragazzi, da spararsi. No, diventa difficile. Comunque io mi sono segnato l'altra notte che ci vendevamo a Milik e con i soldi andavamo a bussare all'Udinese per De Paul, e allora io già mettevo fuori a bandiera con lo scudetto, lo dico subito. Grande ritorno di fiamma per De Paul, in realtà mai affievolito. Sembrava dall'Inter, però da quello che ho capito. L'Inter stanno accostando tutto e tutti, anche accostando. Io ho paura, io non ho paura tanto lì, io ho paura dell'Inter quando cambia allenatore. Quando cambia allenatore diventano paurosi, secondo me, perché hanno una rosa fortissima. Sono d'accordo. Ma tu hai capito che il buon Achille Pantella ci chiede di De Paul e io illumino il messaggio senza leggerlo mentre il Pidio già ne parlava, quindi
siamo in connessione totale in questo momento. Potrebbe far molto bene anche per la duttilità, perché De Paul io lo vedo bene trequartista, lo vedrei benissimo al posto di Mertens, ma all'occorrenza lo potresti anche ritrovare un po' più dietro come mezzala. De Paul fa tante cose bene. Assolutamente. Però io lo voglio vedere fuori da Udine, perché se uno come De Paul continua a non essere, diciamo, preso da nessuna squadra grandissima, cioè io ho paura, e questo avevo paura anche per uno come Amrabat, che la sua dimensione fosse quella squadra dove lui ha giocato bene, quindi l'Udinese per De Paul, il Verona per Amrabat. Però guarda, ti ricordi come che Udine è una... Sì, però guarda che Udine è una città che su certe persone ha un grosso fascino. Sì, no, ci vedo. I giocatori là stanno bene, stanno molto bene, molto bene. Cioè tu prendi un totem come, adesso mi sfugge il nome, napoletano tra l'altro, di Natale. Di Natale. Raga, Di Natale ha passato dei periodi che avrebbe potuto scegliere dove andare, no? Uh-huh. Certo. In Italia. Non si è mai spostato da là perché lui ha voluto vivere là, hai capito? No, ma assolutamente. Poi Pozzo paga bene. Infatti, cioè De Paul non ti dimenticare che da Udine è fisso in nazionale, in Argentina. Sì, no, è vero, è vero. Che Higuaín, Dybala ci sono arrivati così perché giocano nella Juve. Vabbè, aspetta, Higuaín c'era anche quando giocava a Real Madrid, però in nazionale. No, ho capito, però dico però Higuaín veniva da una squadra che si chiamava Napoli, Real Madrid, cioè De Paul gioca a Udine. È vero, ma non gioca la nazionale argentina è strana, prendono a volte, convocano giocatori sconosciuti a noi che giocano nel campionato argentino, che magari in Europa non giocheranno mai. Non so chi fa le convocazioni in Argentina, ho molti amici in Argentina perché ho fatto un'intervista l'altro giorno a un ragazzo, a un giornalista in Argentina che è un tifoso viola. Ecco, allora facci un piacere, vedi se riesci a mettere in connessione con Valerio qualcuno che ci parla di De Paul, come lo vedono, anche con la costa connessione di Udine. Sarebbe piacevole saperlo, no? Il calcio argentino lo seguo perché ho degli amici procuratori che sono appunto procuratori di German Dennis, tra l'altro ex Napoli, e loro si occupano solo di calcio argentino, e io, essendo amico di uno di questi agenti, parlo di loro, di tanti talenti nuovi in Argentina. Per esempio c'è un ragazzo che si chiama Pedro della Vega, che è il nuovo Chiesa ma è anche più bravo, gioca sulla fascia, un fenomeno clamoroso. Io ne vedo e ne sento tanti di giocatori argentini. E sì, De Paul, tutti si chiedono in Argentina come mai non lascia Udine, perché nessuna squadra di alto livello ci ha ancora fatto. Qualcuno dice di loro che De Paul ha un po' un problema caratteriale, ma non che sia un cattivo ragazzo, è che, diciamo, hanno paura che perché è molto ansioso non possa rendere in una piazza più grossa di uno, però non so se è la verità, capito? Questo è quello che dicono loro. Però magari io l'ho visto 4-5 volte, perché io prima abitavo vicino Udine e incantava, cioè, a parte che stravedono per lui, è proprio forte, capito? Cioè, c'ha un piede che parla da solo, capito? No, ma il giocatore poi è intelligente, è proprio intelligente e poi sa menare pure le mani, che a noi ci interessa pure sto fatto. Poi perché gli argentini a Napoli, vabbè, come gli argentini a Firenze d'altronde, o a Milano sponda Inter, sono sempre stati bene, diciamo. Ecco. Certo. Alla fine si parla di gamba tesa per rispondere a una domanda di Luca Franchini. Secondo voi a Milano più possibile Zielinski sulla tre quarti con Mertens in prima punta, oppure un ritorno al 4-3-3 con Zielinski a centrocampo? Caro Luca, noi l'abbiamo accennato durante questa live e anche nel video che ho fatto precedente. In realtà è proprio il video che ho postato oggi, registrato prima della live, parlava esattamente di questo, quindi magari ti invito anche ad andarla a vedere nel dettaglio. In breve ti rispondo che secondo me si insisterà col 4-2-3-1
e penso modulo. che la prima idea sia Petagna al posto di Osimhen, confermando Mertens dietro. Non credo che Gattuso voglia ritornare al 4-3-3, anche se è un'idea che potrebbe tranquillamente funzionare, e l'idea di rivederlo Mertens in prima punta potrebbe dargli pure magari un po' più di voglia, sai, di stimolo. Io sai, devo andare, ti chiedo scusa, ma devo andare. E ti dico una cosa: secondo me con Petagna è meglio fare il 4-3-3 con due ali che metto, se giochi con Petagna. Se giochi con Osimhen è meglio il 4-2-3-1, ma con Petagna il 4-3-3, secondo me. E ci piace lo spunto. Parere. Io ragazzi, è stato un piacere il video, è stato un piacere Bepi, grazie mille Valerio, ci sentiamo in questi giorni. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti ragazzi e forza Viola, se vi piace iscrivetevi al canale, però anche Grande Napoli ragazzi, tanto rispetto. Lo trovate sul canale YouTube ragazzi, grazie mille Gabe, alla prossima. A tutti, ciao, una buona serata. Buona serata a te. Ciao Viola. È un grande, io veramente Happy, tu veramente mi metterò in contatto in privato e ti farai un amico, perché al di là poi della cosa calcistica è uno di personalità, e a noi piacciono quelli di personalità, perché c'ha idee forti, decise, e mi stimola, ecco, mi stimola la discussione. Comunque, ritornando a questa situazione qua, lui ci lasciava questa idea che con Petagna forse meglio il 4-3-3. Bepi, che dici tu al riguardo? Anche secondo me. La volevo toccare piano prima dicendoti, ma con l'assenza di Osimhen non è che torniamo al 4-3-3 anche per risvegliare un attimino Mertens? E secondo, la butto lì una domanda più che altro che faccio a voi, ma non è che noi stiamo facendo giocare per forza Osimhen perché prima di tutto si deve fare le ossa, sì, sarà un bravissimo giocatore, però lo sappiamo, non è ancora quel campione che serve a noi per fare 14, 15, 16, 20 gol a stagione. Non è che noi stiamo giocando per forza per fargli fare esperienza? L'ho toccata piano anche stavolta. No, secondo me no, perché mai come questa volta abbiamo trovato un calciatore che se non segna lui li fa fare i gol, e onestamente non ne avevamo avuti tanti così. Da quando c'è sta lui la densità in area è aumentata, e sto fatto che nelle ripartenze ci dà quel quid in più è importante, quindi no, io rispondo no. Sulla partita sul 4-3-3 ti dirò, io vorrei vedere un Mertens che entra nel secondo tempo a 20 minuti dalla fine, quindi entrare con Politano. No, scusi, scusatemi, con Lozano. Lozano, esatto. Allora, con Lozano e Petagna centrale e Insigne. E quindi Mertens fuori. Quindi Mertens fuori ed entra negli ultimi 20 minuti e segna pure. Meraviglioso, mi piace questa ipotesi qua. Ragazzi, il moderatore... Ritorniamo al vecchio. Il vecchio che a volte è il buono perché ci ha fatto fare gol a valanga contro qualunque avversario. E ricordiamoci che il Milan non credo si chiuderà in difesa, non credo farà pullmandite anche loro. Ragazzi, lasciamo assolutamente. La mia idea è che più like lasciamo, più le maglie della difesa del Milan si aprono, perché se invece non lasciamo i like, che siamo micragnosi, nel momento in cui la micragnosità si restringono tutti quanti e non c'è spazio centrale, non ci sarà spazio per i cross, e c'è una bella difesa in Milan, mannaggia. Quest'anno ma infatti, ma noi se sappiamo fare, infatti per questo a me mi piaceva l'idea del 4-3-3, della partita densa come densità di spazi, che gli lasciamo poca alimentazione in quel settore là, e poi dipenderà molto da Di Lorenzo come sta. Tu dici come terzino, ma potrebbe anche essere arrivato il momento di vedere Malquit titolare. Di Lorenzo sarà fondamentale.
perché Di Lorenzo mo si è fatto il viaggio nazionale, ha giocato la partita con l'Estonia, oggi è entrato mi pare alla fine, giusto per una come sì, ma proprio sì, una sgambatura. Fabio, ci sei? Riprovaci allora, vienici a trovare, il link è sempre lui e facciamo questo tentativo, vediamo se non abbiamo rientri. Che l'altra volta, che appena sei rientrato non era nemmeno una questione di cuffiette, perché avevi le cuffiette, mi sembrava come quando telefono a papà via WhatsApp e sento 2 volte la voce mia. Romagnoli molto forte. E poi non ci dimentichiamo, là però tu me lo devi trovare tu la posizione di Elmas, perché secondo me Elmas come sta adesso deve giocare. LP mi mandano qualcosa deve farlo. Mi hanno mandato i video di Elmas in Macedonia, a parte sul gol di Pandev dove la Macedonia si qualifica, il gol storico, Elmas si fa tutta la fascia mandando al manicomio il terzino. Sì. L'ho visto pure io. E là sta sulla sinistra. Oggi si trovava sulla destra, non so se ha giocato tutta la partita o si trovava solo in movimento, dalla destra cross di esterno, di punta esterna, trivela al centro, altro assist, colpo di testa vincente. Insomma, Elmas, il diamantino grezzo sta diventando sempre meno grezzo, e se noi lo cominciamo a vedere in campo con minuti, secondo me ci divertirà, e per me può farli tutti e tre i ruoli della tre quarti. Può giocare in zona Insigne, può giocare dietro la punta. Dimmi Bepi. Stavo pensando la stessa cosa, Elmas al posto di Insigne al posto di Mertens sulla destra al posto di Politano, e centrale o Petagna o Osimhen. Vedi? Sì, io qua invece sento preoccupazioni per Teo Hernandez. Dov'era quel commento? Eccolo qua, Roberto. C'è Teo Hernandez che corre come un treno. Sì, Teo Hernandez però proprio per la sua forza, per la sua velocità, secondo me non devi difenderti, perché ti attacca, ti fa. L'unica cosa, a Teo Hernandez gli devi dare la preoccupazione che anche tu lo attacchi, un po' come ha fatto nel derby Hakimi, che più volte gli è sfuggito e è stato lui poco freddo poi nel concludere o nel crossare. Però ecco, non so se Marquis è proprio la partita sua, però Marquis è uno che va e quindi potrebbe dare un po' di preoccupazioni. Non farei la scelta conservativa di mettere Yusai là, o Di Lorenzo se sta bene, o addirittura un Marquis. Ma era proprio alla luce di questa cosa, del fatto di essere camaleontici. Io trovo che sempre al netto dei 5 cambi ci sta da divertirsi, molto più noi che loro. Sono d'accordo. Da questo punto di vista qua. Lozano contro Teo è fire, lo so, veramente sarà una ci saranno tante sfide. Leggevo Bakayoko Ibrahimovic, immagino Bakayoko Ibrahimovic sui calci piazzati, no? Fisicità. E una volta, ragazzi, non siete contenti per una volta che non siamo tutti piccoletti e che anche fisicamente ma infatti la nostra? Certo. Ci sta per una volta. Guarda, io ti racconto sta cosa. Io ho sempre avuto sto pallino di questi giocatori, poi guardando la Premier League a me mi parevano che poi questi gazzettuno bianca avessero una corsa elegantissima, molto di più del calcio italiano. Poi alla fine sono sempre le stesse persone, ma avevano proprio una come posso chiamarla? Un andamento proprio elegante, cioè di corsa. Bravo, è così. Io sono contentissimo di questa cosa. Cioè poi avere noi la chiamiamo la centrale del terrore, Bakayoko, Koulibaly, Osimhen, è qualcosa di pazzesco. Io l'ho vista, ho visto 2 volte che mi sono immaginato sempre di Koulibaly che acchiappa, cioè che intercetta il pallone quei 10 metri avanti alla nostra linea, di
Dest che la passa a Bakayoko e Bakayoko che taglia dritto per dritto Osimhen, ed è successo. Vedi, ma è qualcosa di spettacolare, capito? Non so mai come mettere l'accento. Se non ci fosse Osimhen, Insigne, Elmas, Lozano dietro Mertens. Eppure mi piace assai, lo sai? Ma anche vabbè, l'estro di Ciro lì dietro è pericolosissimo, però giustamente quello che diceva pure prima Viola, il fatto che lo vede un po' scarico Ciro. Io ti dicevo che Ciro negli ultimi 20 minuti in quella posizione può essere devastante. Indubbiamente sì. Io leggevo perché lui la partita la legge da fuori. Io dicevo bello spunto, LP, bello spunto. Quei 4 line iniziali che si guarda il primo tempo e vede la partita e capisce già dove può inserirsi. Sì. Lui è uno che si guarda la partita. Esatto, ma la stessa cosa, e quindi do un assist a Bepi, anche di Lorenzo. Lorenzo ha imparato a guardare anche le partite dalla panchina, ha fatto delle bellissime partite entrando nel secondo tempo, a partita già iniziata. E questa è un Auschwitz, quindi 2 piccolini che entrano a 20 minuti dalla fine, quando la partita ancora non è decisa, oppure vediamo che abbiamo già innalzato lo spinnaker, fanno alla fine il botto a muro. Ci piace. Ci ricordano che negli anni '80 ci siamo giocati campionati contro il Milan, e certo che sì, le mie memorie sono i racconti ovviamente degli amici di mio padre, insomma roba... questa partita, a prescindere da Osimhen, che ci sia o non ci sia, la bilancia non pende molto dalla parte loro. Sono d'accordo. Non sono proprio preoccupati, ma voglio proprio vedere questa partita, perché pure io. saranno partitoni, ci saranno un sacco di reti, perché poi non ci dimentichiamo che c'è Ibrahimovic. Io ho più paura della distrazione in area, perché quel mappino sa come trattare il pallone. Ma io su Ibra, è la paura mia. Ibra nel momento in cui sta in area, al limite dell'area, crea il panico. Io vedo i difensori delle squadre avversarie che vanno letteralmente in panico e ti porta a sbagliare, perché sta là, fisicità, tecnica, personalità, cazzimma da vendere, perché Ibrahimovic veramente se ti prende col gomito, si t'ha da fa male, ti fa male. E i difensori soffrono questa cosa qua. Molti gol di Ibrahimovic sono perché il difensore è andato completamente nel pallone e o la cicca male o la svirgola o non riesce a contrastarlo perché è forte, ed è quello là. Allora, giustamente, mentre Marat ci ricorda sfida Ibra Baga, dobbiamo ricordarci di K2. Voglio vedere una bella sfida dove Koulibaly, che non può soffrire di presunzione contro Ibrahimovic, voglio vedere il Koulibaly che ha affrontato Mbappé e lo ha annullato. No, e poi ci sta un altro fatto sempre relativo a K2 e con Ibrahimovic. Ibrahimovic però è forte lì in area, però non riuscirà, non andrà molte volte a contrastare K2 in uscita, non ce la può fare. Quindi lì si aprirà una bella fetta di territorio, e lì mi dispiace che non ci sta Osimhen, hai capito? È vero. Lì sì, perché contro altre squadre c'è sta il centravanti più giovane che sta lì, che gli tira dietro, gli dà il calcio, gli va, però non penso che Ibrahimovic possa correre dietro a Koulibaly. No, ma infatti il Milan ha deciso, nel momento in cui si affida a Ibrahimovic, ha deciso di strutturare, quello Pioli una cosa doveva fare, doveva strutturare la squadra in modo tale: noi giochiamo in 10,
Ibrahimovic non fa fase difensiva perché per sfruttarlo al massimo non devi nemmeno farlo rincorrere gli avversari, non ce l'ha di caratteristiche, non l'avrebbe fatto a prescindere, quindi loro si sono organizzati in difendere non in 10, in 9, perché non conti il portiere. Quindi loro questo era il lavoro che doveva fare Pioli. Nel momento in cui l'hanno fatto questo, tu sai che Ibrahimovic non copre e devi sfruttare proprio questo fatto qui, come dicevi tu, in uscita sapere che non avrai un pressing forsennato da parte della punta, lo faranno più i trequartisti, lo può fare Rebic che ti viene a pigliare, ti viene a rompere un pochino, mentre che sì e Bennacer restano un pochino più a schermo della cosa, quindi anche loro dovranno far muovere più i trequartisti rispetto a Ibra. Mamma mia, che bella partita, non vedo l'ora. Vediamo un pochino i messaggi. Ce la vediamo in diretta. Sì. Io farei una live durante la partita. Sei pazzo? No. Però mi sono iscritto al canale, quindi non sono completamente pazzo. Non sei completamente pazzo, ma sei abbastanza pazzo a pensare che io vado là. O se vuoi una live dove io sto tutto il tempo così, fisso, che non leggo a nessuno. No, poi penso che la censura è d'obbligo. Vabbè. Incredibile. Zlatan è un grande, ma ragazzi è a 40 anni l'attaccante di Manolas, partita di battaglia tutto fisico. Ah, tu dici Manolas su Ibra? L'ho pensato anche io, perché comunque tra Manolas e Koulibaly penso che io punterei Manolas e non Koulibaly. Certo. Vediamo il buon Fabio in sottofondo, vediamo se ce la facciamo. Mi sentite? Ciao Fabio. Ci sentiamo anche bene. Quando parlo io però sento un leggerissimo ritorno, però è leggerissimo, siamo tra di noi, non ce ne frega proprio. Forse il video, perciò. Ah sì, vabbè, quello ovviamente stacca il volume. Tutto a posto, Fabietto? Tutto bene ragazzi, finalmente ce l'ho fatta entrare. Un abbraccio al Pidio. Ciao Fabio. Un Pietro è il Pidio Savastano. L'hanno detto, sai, in chat ho visto un messaggio che parlava di questa cosa qua. Io l'ho passato zio. Ma chi è il detto che dobbiamo guardare la partita in live? Poi ma cavolo, ne può pigliare Steam, non si può guardare la partita in live. Sono io il pazzo. Il canale si blocca. No, infatti non penso succederà. Io oggi ho fatto questo tentativo anche per capire il ritardo, no? Ma voi vi immaginate se io mi guardo la partita in live e qualcuno si attarda a scrivere gol, Vale, allora devi chiudere Telegram perché modo mi canta, ma voi non lo sapete. Io ti mando un messaggio. Allora, tu vedi il telefono così? Che io guardo il telefono. Quando c'è la partita, il telefono sta così. Che io non guardo il telefono perché ovviamente sono in leggero ritardo, non posso mai sapere, vado in panico totale, lo butto. Il messaggio immediatamente, Vale gol. No, poi di solito durante le partite, Valerio, le Telegram, tutte le chat le silenzia. L'hai notato, no? Che non parlo per almeno 95 minuti, non esisto e poi se ne parla ovviamente. Non posso resistere un'altra settimana, Vincenzo, ci capiamo bene. Noi cercheremo di... Mercoledì Saluta Nazionale. C'è un'altra partita, Sì, mercoledì. Valerio, ma è un problema mio o ti sei frizzato? Io frizzato? Io mi vedo ancora... Benissimo. Allora sarà un problema mio? Perché vedo tutti bene tranne che te. Eccoti, sei tornato. A posto. Okay. Ragazzi, lasciate qualche like perché lo so che ci siete belli rilassati, che vi state godendo lo spettacolo, ma vorrei qualche like. Vediamo un pochino. Ah, ho sponsorizzato l'Apple. Lo sapete che in America dicono Apple e non dicono Apple? Un po' alla London. All'americana. Manolas di K2.
fatemi leggere questo messaggio di Angela. A marcare Ibrahimovic ci metterei K2 fisso per la sua fisicità. Ma guarda che anche Manolas a fisicità non sta messo male, ma tra i due Vale, hai visto il gol di Mertens? Non ancora. Calcio di punizione bellissimo. O mostro proprio, cioè se apro Instagram è la prima cosa che mi compare. Ti ricordi il gol col Cagliari? Sì. Vabbè, allora di buon auspicio tutto, dai. Piede caldo. Credo che stasera Mertens ha avuto 8, ma come minimo 8, come minimo. Però ad esterno. Ha giocato esterno destro. Sì, esterno destro, però nel Belgio può giocare esterno destro perché giocano col 3-3. Siamo sempre là, non ci perdiamo in tattiche che Mertens. Ma noi già l'abbiamo risolto il problema tra le ultime 20 minuti. No. Non ho capito. Ho detto noi già l'abbiamo risolto il problema, entra negli ultimi 20 minuti. E Pidio deve giocare Lozano a destra e no perché piace a me e a Valeri. Ma dico negli ultimi 20 minuti rientra col Milan. No, giocherà titolare. Vedrai. Io credo che domenica giocherà 4-3-3 il Napoli. Perché se infatti questo stavamo dicendo. Io avevo letto che martedì dovrebbe giocare con la Nigeria, però Valeria prima ha detto che ha notizie, magari ha letto che gioca 2 settimane di stop. Sosimene ancora veramente non è chiaro. C'era chi era insomma positivo per le condizioni, comunque Guaglione è di gomma. Però tu hai chiaro questi termini. Che significa ma positivo? Era ottimista, si dice. Sì. Ottimista per un gruppo. Chi l'aveva sentito? Oltretutto ogni volta che arrivano notizie dalle partite dei campionati africani non si sa mai, dicono sempre la prima cosa non è mai da prendere in considerazione e poi bisogna approfondire, e quindi si parlava di ottimismo, però a spalla dipende. Se comunque in tutto questo discorso, Valerio, abbiamo lasciato un po' da parte Fabian, ricordiamoci della notizia che aveva avuto dei contatti con la squadra spagnola e dice che ha rinunciato, e questa è qualcosa pure che ci mette di buon umore, nel senso che il ragazzo può darsi che si sia sgombrato qualsiasi nebbia dalla sua testa. Vale, siamo tra noi, no? Vale, se è tutto vero, Dimmi Fabio. Nessuno ci sente, no? Siamo tra di noi. Tranquillo. Wow, ma te una papà Waller, Fabio Ruiz. Mamma mia. Wow. Qua scattano le 3 cose più utili di Fabian. Ho detto tutto. Cioè, stasera proprio me lo state proprio tirando. Io non ho parlato. Attenzione che Fabian non segna da parecchio tempo da Furiaria. No, ma Fabian cioè, proprio è latitante. Il Fabian che attenzione, dico attenzione che da parecchio che non fa un tiro che entra in rete da parecchio tempo, quindi anche questo è un calcolo di probabilità. E ci sta, però voglio dire, potrebbe anche giocare marcatore Fabian. A legge Italia all'andata. Ripeti Fabio. L'ultimo fatto Fabio Ruiz ha segnato a Milano l'1-0 in Coppa Italia all'andata contro l'Inter. Esatto, ora godendo, se permettete. Quello sì, però per dire, abbiamo giocato. Valerio, dall'inizio del campionato le 3 cose più utili di Fabian sono simili a quelle di Milik.
Ah, qua partono con ipotesi Fabian dietro le punte, Fabian miglior centrocampista della Serie A con Milinkovic e Zielinski. Ma io vi voglio fare l'ultima provocazione e poi probabilmente vi lascio. L'ultimo quarto d'ora segna Llorente. Che botta! Che botta! In realtà sai che l'avevo detto anche come ipotesi però fantasiosa, l'avevo citata la possibilità di Llorente nel secondo tempo perché è rapide, e che ne sai, metti il lungagnone là, si potrebbe, guarda che spunto che mi hai dato, si può ricreare contro Llorente Kier dell'Atalanta, perché Kier adesso gioca col Milan e si può ricreare su rigore. Fabio, vai tu. Se Chiair là, chi era? Boh, non so, non lo so. Se Chiair, come si dice, farà pure un soffio quest'anno, penso che faranno rigore o comunque qualcosa, proprio o sento proprio scendere. Mamma mia. No, ma io una domanda volevo fare, se mi è concessa, ma anche tu. Andiamo al cinema o andiamo a giocare a calcio? No, perché il cinema, la notte dei morti viventi, allora sì, segna Llorente. Ah, c'ha ragione. Allora, servono giocatori in piena forma, ovviamente Gattuso non metterà un Llorente allo sbaraglio. Lo stimo Llorente. Considerando che abbiamo delle alternative da sfruttare, no? Sì, Petagna, ha ragione. Sì, ma io vi sto parlando nell'ultimo quarto d'ora. Io vi sto parlando dell'ultimo quarto d'ora. Se nell'ultimo quarto d'ora i giochi già sono fatti. Zio, ma noi a Maria Summa Llorente, cioè, capite? Mi chiama uscita morte, poi non quasi. L'anno scorso. Ma scusa, si fai 3-1 e finisce 4-1, che ti cagna, ne? Fai un 3-1, faccio entrare la panchina proprio, intesa proprio come panchina, proprio i seggi, mette in mezzo campo. Vale, tu hai 2-0 con Liverpool, dove eri? Dimmi di nuovo. Ero con Liverpool, tu eri già in America? Sì. Allora, non so se la canzone, segnò il 2-0, il giorno dopo fecero una canzone, no? Non so se te la ricordi. Llorente, ma che Llorente? Sì. Entra in campo, segna Llorente, ha fatto un gol, fratello. Mamma mia. Ci sono canzoni che hanno rovinato parecchi giocatori, vero? Guarda sti canzoni a miezza. Ma per caso era Luca Sepe? Luca Sepe ha fatto questa canzone? Mamma mia, guarda sti canzoni a miezza. Spero che mo non fa Osimhen. Ragazzi, Elpidio, qua ti fanno un bellissimo complimento, secondo me. Grazie. Magari. Pazzaglia e il Cavaruccio Rosso fare del grandissimo crescente. Certo, Pazzaglia è uno dei miei attori preferiti, autori, veramente underrated, sottovalutato dal panorama nazionale e locale anche, perché ha fatto pochi film in TV, però era teatro, era tanta roba. Non si può pretendere da Fabian la giocata di qualità, la percussione, eccetera, visto che è un mediano, non capisco le critiche che sta giocando da Madonna. Allora, io lo sapete, voi vedete le live, ovviamente nella mia reazione live dico, Fabian, perché poco più veloce, e ci sta, perché in quel momento c'è anche l'adrenalina, è indubbia la qualità tecnica di Fabian. Fabio deve intervenire, lo faccio intervenire. Tu quando fai le live, non lo so, fai amore, sei solo con la tua ragazza e vabbè, fai Fabian. Io qualche volta ti mando la mia reazione, ovviamente non la posso mandare a tutti, su Telegram. Ogni volta che vedo che Fabian viene pressato, che magari si spappola a me, e anche volte ti faccio il video e te lo mando, perché ovviamente quando poi uno dice che bestemmi il calendario, e allora tu lo devi vedere il modo in cui io bestemmio il calendario in francese, in spagnolo e
è in napoletano. Mo faccio sana. Poi possiamo dire che ovviamente nel momento in cui se lo compra il Real Madrid diventa il centrocampista più forte del mondo. È un dato di fatto. Ti volevo chiedere una cosa, tu te lo ricordi a Redondo? Come no? Fabian è identica. Fabian è identica. Postura, tocco di palla, perché a livello di classe marziale è vero, marziale è tutto a livello di giocatore. Nando Redondo, io a volte vedo che dico, ma perché non piace il pallone a Napoli? Perché la Spagna, la Sciuano è impossibile, non è facile questi cugini, lo sosia. È vero, anche Adani mi pare che lo dice spesso. Una parola seria. Non lo so, però è impressionante. Una parola seria. Indubbiamente io scherzo, Fabian 3, cioè oddio, quest'anno Fabian 3 se l'è meritato, però indubbiamente fino all'anno scorso è stato uno dei migliori centrocampisti. Probabilmente anche lui quest'anno sta soffrendo il nuovo modulo. Fatemi pensare così, perché altrimenti l'azione di Gattuso va giù, perché un Napoli è l'unica squadra preparata per giù. Fabio, ti abbiamo perso un attimo. Ho detto Fabian Ruiz per struttura sta soffrendo la preparazione di Gattuso. Cioè il Napoli, se ci pensi, pure il fatto del 3-0 mancato la partita che non siamo andati a Torino, il Napoli ha fatto 2 volte la preparazione e già volta abbiamo visto con l'Atalanta Fabian andava, volava, però quando Gattuso avrà fatto il richiamo di preparazione, perché non è scema, ma il Napoli mo siamo a novembre, ma io credo che da dicembre in poi ci vanno il pistole per fermare il Napoli, Lo spero tanto, ma sicuramente loro l'hanno tenuto presente questa roba qua nel momento in cui c'è stata anche poca vacanza, no? Si è dovuto ricominciare subito e i professionisti che ha nello staff avranno tenuto in considerazione questa pausa in questo momento e poi il tour de force poi successivo dove si dovrà poi spingere sull'acceleratore. Io vorrei vedere Zielinski vicino a Bakayoko, però. Anch'io? Ma lo vedremo, penso. Molto presto. Io spero secondo me domenica abbiamo molte cose che non abbiamo visto in tutte questo inizio di campionato. Ci vedremo tutti questi sfizi qua, perché sono tutti attagliati. C'è stato un momento di freezer. L'ho perso, però io non ho sentito che ha detto il P. No, ho detto che secondo me domenica tutte queste che possono essere delle provocazioni, secondo me le vedremo tutte, perché è la partita ideale per vederle. Io ho un dubbio proprio che mi sto portando già vedi il calendario, soprattutto poi quando dopo il Napoli ha acquistato a Bakayoko, mo ci manca pure Osimhen. Io penso che domenica Gattuso farà un'altra volta la stessa idea stronzata, ovvero mettere Zielinski, Fabian e Bakayoko dietro di loro. No. Cioè centrocampo a 3. No. A 3? No. Ci manca non lo so. se Valete per forza almeno di partenza. Non lo so, sono curioso veramente di vederlo, però anche con l'abbiamo visto con quando era in Europa, che era squalificato, si è insistito su 4-2-3-1 in Petagna. Castelvolturno, vale, ragione. Castelvolturno? Con il Castelvolturno a Fiume, hai ragione. Ma no, comunque. È successo un ritorno nella risata incredibile. Osimhen ha già imparato il primo controllo. In quanto tempo? Tra 2 mesi Victor sarà inarrestabile. Elpidio, io so che tu hai questa idea
di un Osimhen che potenzialmente è un crack assoluto. Quanto tempo gli dai? Nel senso, io non mi aspetto più di 15 gol quest'anno. No, io gli do massimo 3 settimane. e poi sono mazzate di cicata. Meraviglia. È così perché già se avete visto qualche cosa della partita contro la Nigeria, ha rifatto i movimenti che gli ha insegnato Gattuso. Sì. Questo è intelligente, il ragazzo è intelligente. Io per me anche è intelligente e si applica. È più maturo di quello che pensavamo. Certo, assolutamente sì. E secondo me non soffre neanche che sta facendo pochi gol, perché il fatto che ha fatto i suoi 2 assist a Mertens, ha fatto fare una caterva di gol, si è sentito che ha cambiato la squadra, queste cose. A lui di segnare o non segnare non gliene frega più niente. Io lo vedo maturo in questo senso qua. Anche secondo me. E per questo corrispondo al fatto che non farà 15 gol. A me non mi interessa, a me mi interessa che lui si guadagna il suo bel 7 ogni volta che gioca, perché vuol dire che abbiamo vinto. Fabio. Assolutamente d'accordo. Io penso che noi dal mese di gennaio bestemmiamo tutti quanti. In che senso? Che sta Coppa d'Africa è peggio la Nation League. Ma quest'anno si fa? Maledizione. E perdiamo sia Koulibaly che Osimhen. Ed eventualmente... No, Bakayoko è francese, se non sbaglio. No, Gulam ho detto io. No, Gulam è algerino, non vai a fare la Coppa d'Africa. No, la Coppa d'Africa la fa pure... Qualificata l'Algeria. Come no? Non stanno, mi sembra, nella fase finale. Questo è... La Senegal, Nigeria, Ghana, non è uguale, però uguale, sta all'Algeria. Egitto. Sì. Egitto, ricordo l'ultima. Le Sene, non c'ha zecca proprio, anche sta Coppa d'Africa. Vabbè, allungheremo fino a gennaio. Dov'è il problema? Pepi, sei d'accordo su questo? Cioè, io vedo un entusiasmo da parte di Elpidio, niente male. Lo sai che io non posso neanche contraddire lo zio. Quello che ha detto zio è legge, punto. E sono pienamente d'accordo. C'è approvazione. Ragazzi, ma bisogna... non dobbiamo essere fiduciosi, non abbiamo alternative. Comunque una comunicazione in servizio. Ho appena visto la punizione di Mertens. Ok. Tanta roba. Vedo Fabio che annuisce anche lui. Guarda, Valeria, si può condividere da YouTube su Telegram? Penso che puoi mandare il link. Se tu cerchi, condividi, perché tu c'hai Telegram anche sul computer e quindi puoi fare il passaggio del link tranquillamente. Ragazzi, manca qualche like. Mi dicono i miei moderatori che voi state belli spaparanzati, belli 40 di voi sopra al divano e siete, giustamente, scrivete ogni tanto i messaggi, ma dovete lasciare il like, altrimenti qua come si fa? Con gli amici bellini, che quello là Fabio che ride, intanto Valerio, se sono 40 che ci stanno vedendo, ci sono 41 like. Aspetta, fammi fornire, quando parli tu Fabio, io ti devo smutare e dobbiamo stare zitti tutti quanti perché c'è ancora un attimo di ritorno, quindi organizziamo un Forza Napoli. Cominciate a prepararlo sulle vostre dita e poi vi dico io via. Fabio, parla tu. Ma Giussi, non lasciate like su quando Ruben
l'ha detto, e se l'ha detto Fabio è verità, è Cassazione assoluta. Allora voi preparatevi con questa cosa, punto esclamativo, forza Napoli, tutto attaccato come vi ha fatto vedere la 616 moderatore bellino. Cuculam lo ha da mano, dice Brewer, non ce la fa, vabbè, purtroppo è così, ma noi cerchiamo di dare un po' di positività. Vedete Bepi che si prepara, è già pronto praticamente, sta già col dito pronto per quando io vi darò il via. Allora ragazzi, è semplice, io faccio così: 1, 2, 3, via. È la mezz'ora, è la famosa mezz'ora di 32 dicembre. E Fabio ha sbagliato, vedi? Ha scritto con lo spazio in mezzo. Ti rimetto, ti tolgo il muto se vuoi dire qualcosa. Vedi, sta aggiustando. Io so sempre più vale Gulam è successo la stessa cosa di Zunini. De Laurentiis sì, a livello di... Sai perché? Perché se magari fosse così, diciamo, o lo avrebbe già venduto, gli avrebbe rescisso il contratto, se non stesse buono. No. Valerio, abbiamo parlato l'altra volta, se è vera la dichiarazione del tipo dello staff del Napoli che abbiamo letto, credo quest'estate, adesso non ricordo con precisione, dice che là è stata sbagliata l'operazione e per Gulam, se non avesse fatto la seconda operazione, sarebbe finita la carriera, e addirittura con la seconda operazione temevano che il giocatore non potesse più tornare in campo. Questo è quello che dicono fonti ufficiali del Napoli. Ora, se loro l'avessero ceduto, secondo me Gulam avrebbe fatto una causa non milionaria, miliardaria in euro però. Quindi ce lo dobbiamo tenere così. E poi, tutto sommato, quello che abbiamo visto nei 10 minuti che ha giocato Gulam non è poi così da buttare, voglio dire, potrebbe anche ritornare a ottimi livelli, però ci ha messo 2 anni, 3 anni, quanto ci ha messo? La cosa grave è la questione operazione. Se è vero il fatto che l'operazione è stata sbagliata, mi sa che Gulam finisce a Napoli la carriera e dopo va a fare pure il dirigente insieme a Mertens. Vedi, questo è sarebbe un'ottima chiosa. Ragazzi, Valerio, attenzione però, che con Gulam ci sta un discorso che su Napoli Gulam ha un'immagine impressionante, quasi allo stesso livello di Mertens e di Koulibaly, per come è impegnato nel sociale. Verissimo. E quindi poi probabilmente è un professionista serio, perché secondo me se Rino l'ha mandato in tribuna, poteva farlo altre volte oppure metterlo fuori rosa se avesse visto che non rendeva, no? In allenamento. Sì. E noi personaggi come Gulam, che poi non vi dimenticate che oggi questi benedetti social fanno anche loro il resto del lavoro. Gulam ha un seguito in Africa che è una cosa impressionante. Tutta la beneficenza che fa Gulam è tutta farina che arriva poi dopo a Napoli. Cioè, ci stanno indotto dietro a queste persone non da poco, quindi poi ricordatevi col fatto che i diritti d'immagine che Capestro che fa De Laurentiis con i suoi giocatori, io non lo seguo su come esce Gulam, che ne so, sui canali algerini in Africa e quant'altro, ma probabilmente sono soldi che entrano pure a Napoli. Probabilmente, visto che gestisce quindi bisogna, e poi secondo me è una persona che fa pure tanto spogliatoio, perché comunque da quello che so è molto voluto bene all'interno dello staff e tutto quanto, quindi già abbiamo perso uno come Hamsik, abbiamo perso uno come serietà come Callejon. Cioè, penso che Gulam farà il suo lavoro all'interno della squadra anche in questo senso qua.
E poi, come diceva Beppi, cioè, io mi auguro sempre nella grazia di Allah che lui riprende alla grande e ci fa impressionare. Cioè, sarebbe un'altra cosa che a gennaio ci può servire. Ragazzi, qua aspetta Fabio, ti do subito la parola. Gulame su Instagram regala maglie a tutti i tifosi praticamente, che è vero, si è notato, ma poi era sempre, capito, si perde la cagnolina, Gulam subito che va a cercare la cagnolina, è proprio uno di quelli che tiene al tifoso anche singolo. Questo è un altro discorso, sempre tornando mo sul discorso identitario e quant'altro, è solo una cosa che si può fare a Napoli, perché lo strunzo di Milik non ha capito che da noi poteva essere un re, bravo. Cioè, do la parola a Fabio e stiamo zitti tutti gli altri. Vale mi fa sfugare questa cosa, come dicono i buoni dei made in sud, non propria. Così è 50.000 volte meglio che l'unana malefica e Mario Rui. O tengo a capo, io non ce la faccio più. Mi fa sentire ma partita. Sbaglia postura, sbaglia interventi difensivi, diagonale, impostazione. Oh, fire più. Lo rimutizzo per una questione semplicemente tecnica, ma lo sfogo ci sta tutta, gliel'avevo promesso e se lo meritava il buon Fabio, se l'è guadagnato assolutamente. Brewer ci dà Gulam a mezz'ora nelle gambe, ve lo dico da fonte sicura, quando lui dice quando appena forza si infiamma l'articolazione. D'altra parte, ragazzi, uno come lui, se stesse bene, si sentirebbe anche un vociare generale, no? Se stesse bene completamente da fare il titolare, si sentirebbe, sai, il procuratore che dice ma com'è che non gioca? Invece non si sente. Lui che magari un'intervista ho bisogno di giocare titolare, non si sente, sa da fare la panchina, vuol dire che questo possiamo avere e utilizzare in questo momento. Grande Fabio, dicono, vedi? Ma noi finché ci stanno i 5 gambi ci va bene così. Esatto, ma io la vedo così, va benissimo, sfruttiamo la rosa lunga finché si può sfruttare e va bene, anche Llorente deve rientrare nelle rotazioni, bene così. Anche perché apriamo un altro capitolo, io sto fatto dei 5 cambi è una cosa che mi piace tantissimo. Sì, pure a me. Io auspico che rimanga anche per sempre, perché è un altro calcio e a me piace questa cosa qua. Il fatto che la partita sia aperta, non sia finita al 60° è una cosa bella per tutti. E secondo me è una cazzata il fatto che le squadre piccole non ce la fanno. Invece non è vero, perché ho visto squadre come il Verona reggere contro la Juventus, farla piangere in giapponese pure con i 5 cambi, come lo stesso Spezia oppure gli altri. Come la stessa Lazio, no? Esatto. La Lazio ha difficoltà in questo momento di rosa, ma regge fino alla fine e ti mette anche dico, cioè, il fatto che entrano forze fresche spacca la partita, 5 giocatori non sono 3. Quindi perciò Gulam fosse un cielo che tiene mezz'ora in de cosce. Mezz'ora di Gulam fatte bene e secondo me ci avviamo verso quella cosa, perché il quarto d'ora che abbiamo visto è stato importante. Allora facciamo in modo che mezz'ora facciamo fa 25 minuti, abboniamo pure i 5 minuti. Esatto. E questo è l'utilizzo della rosa che va vista. Ecco Moce che c'è l'allenatore che si avvicina più al basket e sa come tenere sempre la squadra a quel livello là, e anche quello è classe, ragazzi. Non capivo, aspetta il video, ridò la parola a Fabio perché non capivo che stava succedendo. Ti ho offerto e te lo sei perso. Boom! Super Boom!
Boom, un cicchetto. Questo è cicchetto. Può essere un cicchetto di uno shot di whisky, per favore? Un cicchetto di Mario Rui, vai. C'è qualcuno che si dissocia, che si dissociava dal pitching. Però Vale, una domanda per tutti gli altri ragazzi che stanno scrivendo su. Tu come sai, io purtroppo non posso leggere se non li fai uscire in sovraimpressione, diciamo. Ma vorrei lanciare una domanda, poi dopo magari mi rispondete voi se li leggete. C'è sa qualcuno che ci piace Mario Rui? Che lo vede utile in questo Napoli? Perché se ti ricordi Paris Saint-Germain-Napoli, quando Koulibaly lo prese, lo spinse per andare a marcare a Di Maria, a me che la scena mi è rimasta impressa. Io non ho mai... E se ci fai caso, ogni volta che gioca Mario Rui, Koulibaly deve uscire a sinistra e siamo sempre vuoti al centro. Ti mutizzo solo per risponderti. Sì, e ci farò caso anche, ed ho notato che con Yusai siamo sistemati un pochino meglio, perché fa probabilmente anche meglio le diagonali. A me, vedi, qualcuno si dissocia, qualcuno no, qualcuno sì. A me Mario Rui non piace. Noi ho anche un altro, il canale degli amici di scuola, dove c'è una discussione accesissima tra chi ritiene Mario Rui un ottimo terzino e un altro che dice è il più scarso, no, che è proprio con te. Quindi io ti metterò in contatto con l'amico Francesco Potito, che è con te in questa situazione, dove dice che è proprio il male assoluto. Io mi trovo a essere nel mezzo, perché mi piace tecnicamente, è pure una cazzimma mentale, però a volte la usa male. Fa un fallo in più, è Kurt, lo so. Comunque quello è il punto in cui bisogna intervenire sul Napoli, sul mercato, se vuoi fare l'ulteriore passettino di qualità e salto di qualità, ovviamente quello è. Fabio ci dice, per esempio, a me piace, non è fortissimo difensivamente, ma in avanti non è male. Non so, no, mi associo e mi dissocio, vedi? È una seconda scelta. A me Mario Rui non piace, vedi? È un discorso che spacca. A me un po' sì. Adesso ti faccio parlare subito, Fabio. Non so pazzo, allora sono lì che vedo tutte queste stranezze. A me che poi il ragazzo, l'amico, dice che in avanti gli piace, mi fa piacere. Ma da marcare in difesa, poi se ne parla in attacco. Riprendo la parola. Riprendo la parola e rimetto il microfono a Bepi e il Pidio. No, io la volevo mettere un po' sul ridere, perché è giusto che io volevo sapere una cosa da te, Vale, ma tu a fine ogni giornata che il carboidrato ci esce? Guarda, se tu aspetti un minuto, nel frattempo tu mi dici la tua su Mario Rui e poi passi la parola a Bepi direttamente, quindi vi metto no, io a Mario Rui vedo come un guaglione sfortunato, un poco sfortunato a Mario Rui, cioè dipende da come si alza la mattina. È vero. E secondo me No, è vero, Gattuso sta cominciando a scanagliare, cioè quando vede che non è cosa, secondo me lo vedremo molto in tribuna. E allora hai capito? Io lo vedo così perché sì, no, comunque adesso poi io sono sempre fiducioso, perché il bicchiere lo vedo mezzo pieno. Voi forse vi siete scordati quando a stamattina che ci siamo fatti un coppia grossa e usai, no? Giusto? Sì. È giusto. Avete notato una evoluzione, non una involuzione di usare, no?
Mo pare quasi che è diventato un lord, no? Fa pure un sombrero, fa Coccavoto rischia di fare pure una doppietta, che se gli andava bene faceva 2 gol, no? E secondo me è uno di quelli là, quello si sgola, Uzzala si sgola con Fabian. A proposito, lo sapete che a Fabian gli ha attaccato, gli ha messo una corda per non fargli fare quel passettino in più? Ah sì, bene. E là gli stai educando la camminata, come si fa che i cavalli, gli ambitori, quelli che fanno trotto. Hai capito? Cioè, ne fa un passo come si deve. Fabian tiene un passo e un poco. È quello che lo fotte, fateci caso. E che lo poco là. È proprio un vizio che e sembra che glielo sta... Quando quello finisce la partita, praticamente gli attacca questo elastico che è tarato, che non può fare più di quello. E che sto Maronno vuol dire che viene per Napoli, che cammina con sto tutore. Hai capito? E quindi dobbiamo essere fiduciosi. E con Mario Rui succederà la stessa cosa. Vuoi una puntata? Passo la parola al buon Fabio. Bepi, visto che ti vedo che c'hai il PC avanti, giusto? Correggimi se sbaglio. Volevo solo fare una statistica, ma magari uno può dire vabbè, un caso per me è realtà. Vedi per favore le ultime 4 partite del Portogallo, anzi le ultime 3 fuori quella di ieri, e non ha giocato Mario Rui. Ieri ha giocato Mario Rui, Portogallo pezzo 1-0. Non può essere un caso. Recupero vai. Io sono d'accordo in parte con il buon Fabio. Sono d'accordo con Zio, perché comunque alla fine Mario Rui ha alternato delle grandissime prestazioni e l'abbiamo ammirato tutti. Anche tu, Valerio, in qualche video l'hai ammesso che è stato un grande. Ricordo, credo contro il Bayern Monaco, che a momenti si menava con Vidal. Là ha fatto una buona prestazione, magari non una delle migliori, ma una buona prestazione. Yusai, io l'ho detto, pallone d'oro, punto, perché Yusai sta dimostrando di essere veramente il guerriero che non abbiamo mai avuto. Ma poi Fabio, è giovane, è giovane, ce lo dimentichiamo sempre. Ma lui, allora, essendo un albanese, io conosco molto bene gli albanesi, ci ho lavorato per tanti anni, loro danno tutto quello che possono dare in mezzo a campo, e se possono imparare, imparano. Yusai mi sembra la classica figura di quello che sta cercando di imparare il tutto e per tutto, perché sicuramente non era un giocatore da Napoli. Premessa. Fabian ha avuto, sì è vero, ha avuto la chiamata credo al Barcellona, Real, non ricordo bene, ha chiamato Gattuso proprio adesso che era in nazionale, era una notizia l'altro ieri, dice mister io non vado da nessuna parte, rimango qua a Napoli, perché lui rientra nel progetto. E alla fine sì, ci serve un terzino sinistro. Io infatti avevo proposto Valerio, perché quest'estate ti ricordi Valerio, hanno venduto questo, hanno venduto quello, e tu mi rispondessi che andiamo a giocare, io e te. Esatto. Quindi potremmo fare anche una prova. Io ho giocato da terzino sinistro pur essendo destro, però non si sa mai. Vedi, Fabio dice sì, meglio tu, sicuramente Bepi titolare, sicuramente. Può essere, però io gioco alla vecchia maniera, palle giocatore negli spalti direttamente, senza problemi. Liverpool giocò bene. Allora ragazzi, ovviamente se noi ci mettiamo adesso a ricordare, proprio ieri Mario Rui ha giocato nel Portogallo, la partita precedente ha giocato e ha fatto 2 assist. Il sinistro di Mario Rui è indiscutibile. Si trovano, non mi ricordo chi diceva, e ha pure ragione secondo me, che il sinistro di Mario Rui nel toccare il pallone è meglio di quello di Gulam, tra l'altro. Sì. E vedo Fabio, giustamente sei mutato, ma non è per censurarti, è perché sennò sono troppi ritorni. Ma se andiamo a cercare poi le partite nello specifico, troverai sempre la partita in cui con Mario Rui hai giocato una chiavica, e senza Mario Rui hai giocato una chiavica lo stesso,
o viceversa, insomma, che fai grandi esploit con Mario Rui titolare o anche senza. Quindi è fisiologico, Valerio. Abbiamo criticato Koulibaly l'anno scorso, ancora prima, abbiamo criticato Insigne, abbiamo criticato tutti, li abbiamo criticati. Purtroppo è fisiologico, il momento di calo c'è per chiunque. Poi meno giocano e più forma perdono. Vabbè, come Maciro Fabio sicuramente. Comunque ragazzi, un inciso prima di ridare, poi ridò la parola a Fabio che giustamente non lo voglio mutare. Quella che ti ho mostrato, Eppi, è Gragnano, sono le pennette rigate di Gragnano che me le sono fatte prima della partita, ho fatto giusto un assaggino e adesso mi vado a riprendere perché un po' di carboidrato italiano col pumarolello, ho fatto una specie di scarpariello, ho messo un sacco di formaggio, vabbè. Do la parola a Fabio. Stai trattando buono che pennetti Gragnano. La faccia mia. Comunque è inutile che ci proviamo, mi convincete proprio con Mario Rui. È proprio assurdo, non ce la faccio, veramente. Cioè, a me dice ho di più la Juve, no, ho di più a Mario Rui. Non lo dovrei dire, ma purtroppo è così, perché là non è una questione di, come ha detto, fisiologica. Quello là è proprio che è fisiologicamente scema, è diversa. Cioè io mi ricordo una volta, scusate il bus, cambiando stanza, pure i Sai io ho criticato, pure i Sai criticavo, però almeno i Sai, come diceva l'amico, ci sta mettendo il suo per migliorarsi, per andare avanti, e io questo lo apprezzo. Ma io voglio capire un difensore che in fase difensiva marca con la postura del corpo, si mette, diciamo, al contrario di come va l'azione. Questa è la base proprio di chi ha giocato a calcio. Quindi che parliamo? Guardi, per favore, non mi convincete. Ce la faccio. Ormai credo di aver spiegato il mio, come si dice, punto di vista in Coppa Mario Rui e non lo dirò mai più. Ormai lo sa. Ah, Vale, tu le fai una domanda. Secondo te, se c'era Sarri, tra virgolette, parlo per la metà di lavoro, poi magari mi puoi mutare. Quanta volta buscava Fabio Ruiz in allenamento? Sento, mi vedo a me aperto, Matteo. Allora, risblocco la situazione perché c'era il problema del microfono. Volevo dire ad Angela, quanto è bellina che dici tengo suon. Giustamente, Angela, tu sei talmente affezionata che finché noi non stacchiamo, tu non stacchi. Vai tranquilla, che noi può essere pure che finché i Guaiuno vogliono continuare. Io tra un po' pensavo di staccare, ma per la fame, perché la pasta che mi sta aspettando adesso la salto un po' in padella. E noi oggi siamo stati veramente tra di noi e volevo veramente farmi una chiacchierata con gli amici con cui chiacchiero normalmente, però dal vivo vicino a tutti, e quindi così. Leggevo tele YouTube, Caffè Napoli, telecronaca, please, non capisco cosa intendi. Mario Rui titolare fisso dell'anno dei 91 punti. Il discorso su Mario Rui ha molto infiammato le folle, vedo bene, ricordo che Mario Rui contro il Benevento ci ha salvato, ma lo stesso Yusai ci ha salvato sulla ribattuta dopo il tiro di Orsolini respinto da Ospina, e Yusai che fa una grande, si butta a pesce e blocca la ribattuta di non so quale Soriano, probabilmente del Bologna. E quindi ragazzi, io sono arrivato al mio limite della fame e facciamo salutare prima Fabio, così risolviamo i problemi del microfono, noi ci zittiamo. Vai Fabio. Domanda che ho fatto, se ci fosse stato ancora Sarri, Fabio Ruiz in allenamento, secondo me, il fatto che tocchi il pallone 4, 5, 6, quante volte avrebbe abusato? Ok? E poi mando un bacio a tutti, grazie Vale, un abbraccio a tutti, è stato vero un piacere. E qualche volta mi facesse piacere che mi fai parlare con Nescio.
Un abbraccio all'ottimo Fabio Cafab, e la domanda che mi faceva, che io non avevo sentito, era su se con Sarri quanto avrebbe abbuscato Fabian Ruiz per aver toccato il pallone così tante volte. Probabilmente non sarebbe stato titolare con Sarri, perché il centrocampista di Sarri è tutta un'altra cosa, sicuramente. Caro Bepi, grazie per averci onorato stasera. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao. Un abbraccione e Ciao, un bacio alla piccola. Grazie. Che abbiamo conosciuto tutti quanti a volo, veramente bene. E fammi sapere, vedo il microfono, vedo che ti stai organizzando. Appena ti serve una mano, a tua disposizione. Grazie. Un bacio grande. Ciao. LP, siamo io e te, come altre volte siamo stati io e te. Anche ti ringrazio tantissimo, per me è la prima volta che esco così oltremare. Spero di non aver detto un sacco di minchiate, anche perché tecnicamente non sono preparato come te, sono molto più istintivo su queste cose, ho dei miei paletti e dei miei trip mentali. Il calcio lo vivo in una certa maniera. Che ti devo dire? Forza Napoli, e vai avanti così, perché è un piacere sentirti, e invito a tutti quanti veramente di seguire, di far crescere questo canale, perché veramente nel panorama azzurro non abbiamo nulla, abbiamo solo dei trattori della squadra, in quanto non rappresentano, noi non siamo non siamo dei marchettisti anche sulla cosa, quindi qua si parla di cose belle. Grazie per avermi pure fatto fare qualche concetto a livello identitario e politico, mi scuso per chi non è d'accordo, questo sono, grazie di tutto. Un abbraccio grandissimo, grazie Elpidio, ci vediamo dove ci dobbiamo vedere, tutti quanti che ti stanno salutando. Massimo, grazie. Ciao. Ragazzi miei, siamo arrivati alla fine di una lunga, non so nemmeno, perché io qua non vedo i like, non vedo se avete lasciato i like, i commenti, le cose. Era una live veramente tra di noi, veramente in amicizia, e va bene anche così, ogni tanto le faremo queste cose. 3 ore e 50 minuti di like e non sei mai andato a... È bellissimo sta cosa, vedi, perché secondo me aiuta il fatto che facendo parlare anche gli altri, bevo di meno, e quindi quando bevo di meno vado meno poi a pisciare, ed è buona anche questa cosa qua. 3 ore e 50, niente di meno, alla faccia del bicarbonato di sodio, ma perché era veramente era una chiacchierata tra amici, con tutti i commenti, con tutte le persone che hanno seguito, commentato. Poi poi andrò, tele YouTube, non ti ho mai visto, vedremo di cosa si tratta. Lasciate qualche like finale per andare a dormire, vi abbraccio, domani altro video, seguite tutti i link che il Nightbot vi sta dando, canale Telegram per non perdere le notifiche e tutte le cose, il nuovo store valeriofluido.hoplix.com che trovate sul video precedente, eccetera eccetera, il merchandise, tutte le cose, le sapete, le cose sono belle, mi date soddisfazione, sapete come supportarmi, basta un like, io vi voglio un sacco di bene, e lo sapete qual è il segreto della bella vita alla fine, perché il segreto nella vita non è un segreto di YouTube, non è un segreto di una cosa così. Nella vita il vero segreto è stare in amicizia, è